Buonasera a tutti e benvenuti su Radio UFOcast, la radio che fa riferimento al sito www.ufomachine.org. Io mi chiamo Caruso Colzi e stasera presenterò questa nuova puntata che verterà su un'amicizia di lunga data. Ma prima di addentrarci nei particolari dell'argomento che tratteremo, vorrei ricordarvi che potete trovare la puntata di stasera scaricabile o ascoltabile gratuitamente sul nostro sito ufficiale, che è http://ufocast.ufomachine.org, dove potete anche leggere i blog di Tiziana e ovviamente interagire con noi. Vi basta andare insomma nell'archivio del sito e troverete anche tutte le altre puntate che abbiamo già fatto. In questo momento invece, se ci state ascoltando in diretta, potete scriverci le vostre domande e commenti sulla chat di 1000 Mics al nome utente UFOcast, di modo da interagire con noi in diretta per quanto ci sarà possibile. Vorrei subito ringraziare tutta la redazione di Radio UFOcast, partendo dalla parte tecnica, quindi stasera c'è Michele Valeriani, in redazione Mira e Tiziana e Max per il sito e l'amministrazione del web. Ok, per quanto riguarda l'argomento di stasera, abbiamo due super ospiti d'eccezione che fra l'altro ci avete chiesto di avere in radio con noi e noi abbiamo fatto del nostro meglio per accontentarvi, come al solito. Posso dirvi che parleremo della loro relazione di amicizia, del come vedono i temi che trattiamo anche noi qui in radio, e quindi del loro punto di vista sull'ufologia, del loro punto di vista sulle adduzioni. Quindi, piuttosto che parlare della loro persona, parleremo stasera del come si relazionano a questi temi. Eviterò di farvi la mia solita esposizione, cioè del parlare di chi sono per quanto riguarda la loro professione e le loro esperienze e le loro vite, anche perché li avete già conosciuti in altre puntate passate, sono stati infatti entrambi qui più volte a parlarci in radio. Dirò solo per vostra utilità che uno dei due è un giornalista e l'altro è uno scienziato. E adesso non mi resta altro che salutarli. Quindi, intanto partendo dal primo, buonasera a Maurizio Baiata. Buonasera Caruso, buonasera a tutti. E anche buonasera a Corrado Malanga. Eccoci qui, grazie a tutti di essere con noi, buonasera. Allora, intanto buonasera e diciamo un po', stasera faremo così. Io non ho intenzione di farvi domande troppo specifiche, piuttosto vorrei darvi l'opportunità di argomentare alcuni punti di incontro, diciamo, quindi porrò la domanda e poi a turno potrete parlarci delle vostre impressioni e dei vostri punti di vista. L'unica cosa che vi chiedo è di stare attenti a non sovrammontare le voci, perché potremmo avere dei problemi ad essere ascoltati bene dai nostri radioascoltatori, ma sono sicuro che vi comporterete da veri gentleman. Allora, partiamo subito con la domanda, perché stasera sarà una intervista doppia e quindi insomma sarà una lunga cavalcata. Prima domanda è questa qua: come, dove e quando vi siete conosciuti e ovviamente riconosciuti come amici? Io direi di far partire Corrado e poi a seguito anche Maurizio. Volentieri. Diciamo che io un giorno vado a Roma perché ero nel Kun. Pinotti mi chiama: bisogna che vieni subito a Roma per fare cioè bisogna che ti presento, e vado a Roma e incontro questo Maurizio Baiata, che non sapevo assolutamente chi cavolo fosse, e lui lavorava alla Tristar Home Video. Mi era stato detto che ci poteva essere utile. In realtà Pinotti mi aveva detto che aveva incontrato Baiata in un'altra occasione, mi sembra di ricordare, ma potrei sbagliarmi, a Rimini, e in una manifestazione che fanno a Rimini sul film, eccetera eccetera. Io in realtà questo personaggio mi dicevano che sarebbe stato utile al Centro Ufologico Nazionale perché aveva delle conoscenze, sapeva fare delle cose, era un bravo giornalista, lavorava alla Tristar Home Video,
vado a incontrarlo, lo incontro nel suo studio, poi usciamo a prendere un caffè, incontro quella che è la sua ex moglie, parlo pochissimo, faccio parlare sempre Pinotti che dice queste cose qui, e io di solito sto zitto, sto da una parte, cerco di capire. Mi è sembrato che allora che fosse una persona che noi potevamo, tra virgolette, utilizzare, brutto termine, utilizzare per gli scopi che il Centro Ufologico Nazionale potesse avere, quindi per fare più vantaggio pubblicitario, più cose. Poi scopro che in realtà, e lo scoprirò in seguito, purtroppo lui casca nella rete del dottor Pinotti e si fa un po' irretire, secondo il mio punto di vista. Ci siamo conosciuti quindi a Roma, davanti a un caffè, una mattina c'era il sole, la sua ex moglie un po' nevrasthenica, che si muoveva in modo un po' schizofrenoide. Lì per lì non capisco bene perché non li conoscevo, quindi nei mesi successivi avrò modo di capire meglio le cose. Non mi bastano pochi mesi, mi ci vorranno degli anni per capire chi è Maurizio Baiata. E poi ci siamo trovati tutti e due dalla stessa parte. Perché non si poteva lasciare Baiata? A me Baiata mi è sembrato un bimbetto che io dovevo proteggere. Ora lui, Maurizio, mi dirà una cosa diversa, però io non potevo stare con Pinotti, per questo poi alla fine sono stato con Maurizio, ecco, tutto qui. Vabbè, ma ci sei stato tu 30 anni con Pinotti? Troppo tempo, troppo. Ho sbagliato per 35 anni. 35. Va bene, Lunghi, sono lento di riflessi. Vabbè, quando noi ci siamo incontrati devo correggerti solamente su un paio di punti. Il primo, io non lavoravo per la Columbia TriStar Home Video, io avevo realizzato per conto di una società della quale facevo parte, che si chiamava First Organization, stavo realizzando le prime videocassette della serie UFO, che poi avremmo distribuito con la TriStar Home Video. Quindi io non ero neanche un consulente esterno della TriStar. È vero che senza di loro non sarebbe partita l'operazione ufologica più importante, secondo me, nella storia dell'ufologia italiana per quanto riguarda la divulgazione, ovvero appunto le 10 videocassette della TriStar. La seconda correzione è il fatto che mia moglie Wendy all'epoca non mi sembrava così nevrastenica, semplicemente aveva l'impressione che il mondo dell'ufologia fosse fatto da pazzi, fosse composto da gente completamente fuori di testa, e in parte aveva molta ragione. Per il resto posso dire che l'amicizia con te è scattata immediatamente, perché al di là della fiducia che io riponevo in Pinotti come ufologo e anche come amico, perché l'avevo conosciuto nel 78-79, poi nei miei anni americani, tutti gli anni 80 non l'ho frequentato, e stiamo parlando quindi in questo momento del 1990 o 91, quando noi ci siamo incontrati, dico con te Corrado, la prima volta. E il quadro complessivo è che era un momento molto particolare in cui il Kun aveva la necessità di decollare, e tu mi hai dato l'impressione immediata di essere uno scienziato con le palle che all'interno del Kun quindi fosse l'elemento di spicco a cui porre le domande che avevano bisogno di una risposta. Sicuramente le stesse risposte non le potevo ottenere da Pinotti o da altri. Ma io ero stato sempre in seconda fila, perché Pinotti comandava e a me piaceva che comandasse. Avevamo deciso che lui doveva fare la figura della persona che portava avanti, insomma, poi il discorso in Italia. Quindi lui scriveva i libri, lui faceva le cose, lui diceva, lui organizzava, lui faceva San Marino. Poi purtroppo quando ci siamo messi insieme è successa una cosa che ha un po' distrutto questo. Ci siamo messi insieme e le cose sono andate velocissimamente avanti. Cioè nel giro di 2 o 3 anni eravamo in televisione 2 volte al mese, e le riviste che poi avevate fatto andavano avanti,
e qualcuno si è sentito messo di mezzo e non voleva perdere il suo ruolo primario, che peraltro nessuno di noi, sicuramente Maurizio sarà d'accordo con me, nessuno gli voleva togliere, né io né Maurizio voleva togliere a Pinotti il ruolo di personaggio chiave dell'ufologia italiana. Il problema è successo. Scusami Corrado, perché non ricordiamo esattamente com'era l'organigramma del CUN nel 93-94, vale a dire chi era il presidente? Chi se lo ricorda più? Perché Roberto Pinotti ha fatto tante volte da presidente, ma tante volte da segretario generale, cioè era sempre presidente. Era Marcelletti, mi sembra. No, era Cingolani. Ah, Mario Cingolani, l'uomo che mi ricorderò sempre, disse una frase una volta: esaminiamo il gioco a palle ferme. Ora, una frase del genere potrebbe non avere significato storico, ma se si ricorda che Mario Cingolani è democratico cristiano, ce l'ha nel DNA la democrazia cristiana. La sua mamma è stata la prima senatrice della democrazia cristiana, la prima senatrice donna italiana. Il suo babbo Cingolani, oltre che essere presidente della Società Chimica Italiana, è stato anche uno dei primi veri e propri governanti dell'Italia del dopoguerra. Quindi esaminiamo il gioco a palle ferme, amico di principali politici italiani della democrazia cristiana, Ersor Giulio, che lo chiamava Puttino, se non mi ricordo male, perché Giulio Andreotti era grande e Mario Cingolani era piccolo. Ecco, Mario Cingolani, una persona squisitissima, incredibile, meravigliosa, che è morta prima di capire che Pinotti era un petente. No, aspetta, ricordiamolo ancora meglio Mario, perché Mario è stato quello che ha, fra l'altro, tentato di codificare l'ufologia dandone una definizione come, lui tirò fuori la teoria del conglomerato, te la ricordi? Perfettamente. Dai, esponila perché è molto interessante. No, non voglio esporre, cioè, Mario Cingolani, la sua rappresentazione dell'universo alieno era una rappresentazione da politico, perché lui era un politico. Lui ha fatto eleggere con i suoi voti, con il suo bagaglio culturale di voti su Roma, un sacco di persone che oggi sono molto importanti e che hanno delle cariche all'interno di quella che una volta era la democrazia cristiana e ora è tutta un'altra storia, con le sue amicizie. È chiaro che un politico vede l'ufologia, gli alieni, in modo politico, e quindi c'è da decidere le forze in campo. Cioè, quella che oggi i politici, gli ufologi del mondo cercano di chiamare con modi diversi, Mario Cingolani già ce l'aveva nel sangue questa cosa. Esatto. Secondo me, quando lui poi se n'è andato, è scomparso a causa di un infarto un po' dubbio, secondo alcuni di noi, nel senso che le circostanze e anche il prosieguo immediatamente dopo la morte di Mario era già passata l'epoca dell'autopsia aliena. Io ero molto amico di Massimo Signoracci e di Cesare Signoracci dell'Università di Roma, perché avevamo fatto una controinchiesta rispetto alle modalità tecniche della cosiddetta autopsia aliena del Santilli Footage, quindi diventando molto amico di Massimo Signoracci, che era il tecnico autoptico dell'obitorio di Roma. Quel giorno lui ricevette una telefonata e gli dissero che stavano portando il corpo di Mario da lui, e lui lo aveva incontrato Mario perché come CUN avevamo questa compagine che era la nostra del Centro Ufologico Nazionale, era diventata talmente esposta
è talmente vasta che effettivamente dovevamo coinvolgere anche i migliori nel campo, e Massimo era diventato un conoscente e anche amico di Mario Cingolani. Ritrovarselo sul tavolo autoptico fu uno shock per lui, sarebbe stato uno shock per lui, mi correggo, perché poi all'ultimo istante la famiglia non diede il consenso alla esecuzione dell'autopsia. Da qui anche alcuni dubbi rispetto alla scomparsa di Mario. Mario era ed è stato l'ultimo grande politico, hai ragione tu perfettamente, l'ultimo grande politico dell'ufologia italiana che non era in grado di portare fuori l'ufologia italiana dalle secche nelle quali si trova da molti anni, ma il suo tentativo, secondo me, fu stroncato quasi sul nascere, perché era diventato scomodo. L'esopolitica nasce poi qualche anno dopo, però Mario Cingolani forse nel mondo non se lo immagina nessuno, ma forse è stato il primo esopolitico del mondo. Ora io lo dico da un punto di vista particolare, perché a me l'esopolitica mi fa schifo, sapete, è quella cosa per cui sono i politici che diranno quando arriveranno gli alieni, chi se ne deve occupare, quali saranno le regole, eccetera, eccetera. Io ritengo che i politici hanno già rotto i coglioni abbastanza. Corrado, non è affatto vero, la definizione di esopolitica che hai tu è completamente errata. L'esopolitica è un movimento culturale, non politico innanzitutto, semmai di carattere sociale, che ha due correnti fondamentali. La prima, che prevede il fatto che si debba andare fino al gotha del governo americano tentativamente per parlare con i politici americani e renderli edotti della situazione e vedere se effettivamente sono in grado di fare qualcosa. La seconda invece, che è il punto fondamentale dell'esopolitica, è combattere contro l'embargo dell'informazione e della verità sul fenomeno UFO e le interazioni con gli alieni. Non c'entra niente con un discorso, con il discorso. No. Ma io sono convinto della seconda parte di quello che tu dici. È la prima parte, che bisogna parlare con i politici lasciamoli stare. Ma i politici vanno lasciati perdere, vanno completamente lasciati perdere, perché sono il massimo dell'ignoranza, lo sappiamo benissimo. Allora, un politico qui stasera a parlare con noi. No, il termine esopolitica che è proprio sbagliato. Politica non c'entra niente, non ci deve essere la politica. Sapete perfettamente quali sono le ultime iniziative in Italia a livello politico che riguardano gli alieni. Sono le iniziative del CUN, Centro Ufologico Nazionale, che prende le cosiddette camicie verdi e cerca di utilizzare la Lega per uno scopo fondamentale, cioè quello di far dire ai leghisti che loro saranno disponibili a fare delle iniziative politiche per capire chi sono gli alieni. Ma io mi dico, un leghista che pensa che un marocchino sia un extracomunitario, con gli alieni, voglio dire, gli alieni sono extracomunitari, li vorrà buttare fuori. Allora, un leghista sicuramente non è in grado di poter fare un'operazione del genere, ma solamente qualcuno, e in questo caso mi riferisco alla figura di Lissoni, ex Centro Ufologico Nazionale, ora leghista, ora camicia verde, ora impiegato all'interno della televisione leghista, che intervista questi cosiddetti leghisti politici, i quali sparano cazzate al vento, non solo sugli alieni, ma anche sugli esseri umani normali. Ma sugli alieni non ne abbiamo bisogno, ecco, lasciamo i politici a casa. Sì, ma non è la stessa cosa dell'esopolitica. Guardi al fenomeno, o meglio al movimento dell'esopolitica, con un'ottica troppo italiana, che comunque io condivido, cioè la tua analisi non fa una grinza, ma non riguarda il movimento esopolitico. Se poi tu vuoi dire che l'esopolitica è rappresentata da un insieme di ricercatori, alcuni dei quali ti posso assicurare che hanno veramente grande conoscenza della storia dell'ufologia, del fenomeno delle abductions e della questione del contatto, la questione del cover up. Il punto fondamentale è il cover up. Noi dovremmo centrare il discorso in primis sul cover up. Per quale ragione non è possibile che in nessun paese al mondo, incluso l'Italia,
esca la verità sul fenomeno UFO. Questo è il primo discorso da fare in chiave esopolitica. Esattamente, e su questo io sono perfettamente d'accordo. Perché i due termini, eso e politica, sono d'accordo con te semanticamente che è brutto il termine politica, d'accordo, ma potremmo anche trovare un'altra definizione. Poi potremmo anche tornare indietro all'epoca del console Perego, che aveva già visto queste cose sotto una chiave di lettura esopolitica, tutto sommato. Ma soltanto che se noi non rispondiamo alla prima domanda, per quale ragione non è possibile far uscire la verità, allora non andiamo avanti nel nostro dialogo. Ma mi ricordo perfettamente Pinotti, quando si rivolgeva al console Perego, lo chiamava il console loco, cioè lo stupido. Cioè Pinotti utilizzava questo povero disgraziato che era il console Perego, il quale in qualche modo aveva capito che bisognava fare qualcosa, però lo riteneva una persona manipolabile. Questo è quello che in qualche modo succede oggi nella politica, cioè dietro l'esopolitica c'è qualcuno che te la manipola e ti fa credere che voi cittadini, non vi preoccupate, ci pensano gli esopolitici a sistemare le cose per voi. Quando verrà l'alieno è l'esopolitico che ci penserà a parlare con lui. Ecco, io credo che invece sia il cittadino della strada che deve parlare con l'alieno. Ma è sicuro questo, io sono perfettamente d'accordo con te, sarà l'uomo della strada, anche perché non mi venire a dire che ci sarà il momento, mettiamo soltanto la classica ipotesi dell'atterraggio, non voglio dire a Piazza San Pietro, o mettiamo Piazza San Marco per una volta, ok? Scendono a Piazza San Marco 3 piccole astronavi, da queste astronavi escono fuori una decina di delegati di varie razze aliene, e chi prevediamo che debbono rappresentarci qui in Italia? C'è qualcuno forse che ha diritto più degli altri di rappresentare la cittadinanza italiana rispetto agli altri? No, nessuno di noi. Lo so, lo voglio ridire in un altro modo. Voglio fare una immagine della mappa del territorio in un altro modo. Arrivano le 3 astronavi a Piazza San Marco, scendono gli alieni, arriva qualcuno, il vigile urbano di turno, no? E gli dice: guardi che lei è in divieto di sosta, come si fa qui? Perché il vigile urbano mi immagino che farà questo. E succede tutta una certa serie di cose. Il problema è a monte. Quando scendono le macchine volanti in Piazza San Marco e ti vogliono far credere che sono venuti per parlare con gli esseri umani, ti hanno già inchiappettato per 500.000 anni prima e non te l'hanno detto. Non bisogna parlare con gli alieni, li devi cacciare subito a calci nel culo. Questa è la mia impressione. Da questo punto di vista è qui che l'esopolitica non serve a una mazza. Scusate un attimo, vi fermo, perché questo argomento che state trattando poi lo svisceremo anche in seguito durante la trasmissione. Parlando agli ascoltatori già dalle prime battute vi sarete resi conto che spesso e volentieri sono d'accordo con Corrado e Maurizio, ma se ne evince che partono da 2 punti di vista completamente diversi. E qui vi pongo una domanda: quanto in realtà hanno interferito i vostri ambienti d'origine nella vostra amicizia, ma intendo dire anche lavorativamente? Mi spiego meglio. Un giornalista e uno scienziato spesso hanno ambienti diversi, non solo lavorativi, ma anche ambienti personali. Gli argomenti o i concetti che si sviscerano nelle vostre professioni talvolta sono contrastanti, e i valori del giornalismo e quelli della scienza, insomma, sovente fanno a cazzotti, perché cercano 2 cose diverse, ma voi siete riusciti a metterli tante volte insieme, i vostri valori. Allora vi chiedo proprio questo: come siete riusciti ad utilizzare questa differenza fra voi due, questi 2 punti di vista certe volte anche diametralmente opposti? Come siete riusciti ad integrarli e anche per ampliare questa relazione che io ricordo, insomma, va avanti da anni, da più di 20 anni, anche lavorativamente parlando? Rispondo io prima, Corrado? Sì, vai. Ma io con Corrado questa cosa non sono riuscito a portarla a compimento appieno per come avrei voluto. Ci sono sempre riuscito, rispetto alla domanda che hai posto tu, Caruso, in termini di, per esempio, conferenze.
Però quando Corrado ha cominciato a non volersi esporre più in televisione con me o con altri, pensando che la televisione fosse una macchina stridola tutto che non consentiva di esprimersi compiutamente, poi è venuta meno, cioè la fiducia reciproca non è mai mancata, però la collaborazione su alcune cose, sia di carattere tecnico, che, come appena detto, sia anche di carattere contenutistico, è invece venuta meno. Bisognerebbe parlare della nascita del gruppo Stargate, lascio la parola a lui. Ah sì, che meraviglia! Allora, il problema è questo: Maurizio Baiata è una persona intelligente, con una marea di difetti incredibili, che non starò a dire qui perché non lo voglio sputtanare sul territorio italiano, però è una persona che sa scrivere, che conosce le cose, che ha letto un sacco di cose, che conosce l'ambiente, soprattutto l'ufologia americana. Benissimo, che meraviglia! Ed insieme ci siamo trovati d'accordo su molte cose e in disaccordo su altre. Noi ci siamo trovati sostanzialmente in disaccordo sul modus operandi, ma ci siamo trovati in accordo sul fatto che avevamo dei nemici comuni, sui quali sia io che lui avevamo le idee molto chiare. Il nemico è Tizio, lo sai, quello ti farà il culo, sì, quello lì, bisogna stare attenti. Quindi era già non poco, in un momento come negli anni che precedono la dipartita di Maurizio che va in America, in quegli anni dovevamo essere una forza. Cioè, il mio problema era, quello di Maurizio forse era un altro, non lo so, ma il mio problema era far conoscere agli italiani, non agli americani, agli italiani la verità del problema. E questo per questo ci siamo trovati tante volte in televisione insieme per parlare insieme di alcune cose. E le persone che erano con noi, che erano schierati dalla nostra parte, abbiamo scoperto che poi facevano il loro gioco, non il nostro gioco. Ci troviamo in trasmissione con un Pinotti, il quale in qualche modo faceva un discorso che io non riuscivo a capire, e non riusciva a capire neanche Maurizio. Più di una volta ci siamo trovati stralullati di fronte a questo personaggio che non seguiva quelle che erano le regole che noi avevamo stabilito per portare avanti la comunicazione, ma seguiva le regole che erano legate al fatto che lui si faceva i cazzi suoi. E io ci ho messo 35 anni, ma poi l'abbiamo capito questa cosa. E poi, come dice Maurizio, c'è stato l'istante in cui abbiamo fondato lo Stargate. Allora, siccome Maurizio mi dice questo, io ho bisogno che lo ricordo. Il fondatore di Stargate è stato Maurizio. Non ci posso fare nulla. Lui mi dice un giorno: io voglio fare una cosa e mi aiuti a costruire questa cosa. Io gli butto giù 2, 3, 4 pagine e nasce così lo Stargate. Ora, se qualcun altro nel nord Italia verso est pensa di essere stato lui il fondatore di Stargate, vi posso assicurare che può cominciare a vomitare ora, perché non è vero. Siamo stati noi, io e Maurizio. Con Carlo Barbera. Maurizio e io, in realtà, perché io vengo dopo. L'idea è di Maurizio, non è colpa mia, non c'entro nulla. Però poi quello che succede a Roma è che la rivista purtroppo ha un esito negativo, succedono delle cose di tipo economico, per cui lo Stargate di Roma, che è lì che nasce lo Stargate, in qualche modo perisce, e io che avevo cominciato una specie di crociata con lo Stargate, sapete che quando mi date un ordine io parto, faccio il soldato e poi non mi fermano più, porto avanti lo Stargate da Roma in Toscana. Nasce così lo Stargate Toscana. Nascerà poi quello del Triveneto, nascerà poi quello milanese, nascerà poi quello romano, e poi io mi accorgerò che avevo costruito una specie di cattedrale in cui c'erano dei sacerdoti di cui non me ne poteva un cazzo. Cioè, io non faccio il sacerdote di una nuova religione, per cui purtroppo abbiamo costruito qualcosa che è andata male, cioè una nuova religione, e a cui me ne sono ben presto uscito. Però bisogna ricordare con Maurizio, questa è una cosa che sicuramente ricordiamo volentieri tutti e due, il momento di creazione di questa cosa, che era per noi l'idea di dire: abbiamo un nuovo, possiamo fare qualcosa. Era come
costruire un nuovo partito politico, se così si può dire, no? L'idea di fare qualcosa in Italia che non aveva mai fatto nessuno, e sicuramente il Centro Ufologico Nazionale non avrebbe mai voluto fare, perché con i suoi 25 soci in tutta Italia il Centro Ufologico Nazionale non se lo può permettere di fare una cosa del genere. Noi eravamo seguiti, il CUN no, non è colpa mia, noi dicevamo delle cose interessanti. Sul blog del CUN vai a leggere anche tutt'oggi le cose. Il blog del CUN, come nasce il blog del CUN? Il blog del CUN nasce una volta perché Maurizio se lo ricorda perfettamente, mi telefona, sarà stata le 2 di notte, ahimè, mi telefona e mi dice: sai, ho incontrato un signore, si chiama Bibolotti, ha detto che ci vuole tanto bene, che ci vuole aiutare, fa lui il sito del CUN. Ah, bene, dico io, ma... E io quella sera gli dico a Maurizio: ma chi è questo che un bel giorno si sveglia e vuole fare il sito per noi? Cosa ci guadagna? Perché lo vuol fare? No, perché è bravo, Maurizio è sempre stato molto ingenuo, devo dire la verità. Almeno lui magari mi dirà di no. E io siccome sono stato figlio unico, rompicazzo e molto sospettoso, dico: ma speriamo bene che questo non sia uno che sia infiltrato. Ebbene, il sito del CUN poi è rimasto da allora ad oggi sempre lo stesso, sempre la stessa faccia, sempre le stesse 4 figurine, le stesse segate, entri nel forum, nel blog, come cavolo si chiama, del CUN, e trovi i messaggi che risalgono a 2 mesi fa. Parlano di una cosa sola, di me, che non ho capito. Io non sono un UFO, o forse per il CUN non lo sono, ma dovrebbero parlare della ricerca, che non hanno mai fatto, non hanno mai pubblicato un articolo di ricerca scientifica nella loro vita, mai. Però ecco che Maurizio mi presenta Bibolotti che ora è nel Centro Ufologico Nazionale, e io dico: ma speriamo bene che questo ci porti avanti. In realtà poi si è scoperto che lui era legato, dal mio punto di vista, che era legato ai servizi segreti russi, l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, anche perché lo stesso Bibolotti mi ha detto: sai, mio babbo è stato suicidato dai russi, me l'ha detto lui e io non ci posso fare nulla se me l'ha detto lui. Poi un giorno capimmo che era meglio scappare. Maurizio scappa per primo e mi rimprovera, lui se lo ricorda, mi rimprovera, mi telefona una volta e mi dice: io sono uscito dal CUN, mi sono dimesso, te non ti sei ancora dimesso. E io gli ho detto: aspettiamo un attimo, fammi capire cosa succede. Poi mi sono rimesso anch'io, non ce la facevo più, ecco, tutto lì. Però insomma è stata una vicenda che io la ricordo come una storia allucinante. Sia io che Maurizio avevamo avvisato tutti nel Centro Ufologico Nazionale che c'era qualcosa che non andava. Ma e tutti... Dimmi. Ti fermo un attimo, perché secondo me per alcuni che ci stanno ascoltando questa ricostruzione, per quanto possa essere interessante, non fa il punto su quella che era la nostra reale intenzione con la nascita dello Stargate, che ovviamente arriva immediatamente dopo il comune distacco dal CUN per 1000 ragioni che adesso a me non va di approfondire più di tanto, mentre invece mi piace ricordare il momento in cui è nato lo Stargate. Ripeto, sì, è vero che l'abbiamo fondato a Roma, ma è vero che è nato a casa di Carlo Barbera da un'idea di 3 persone. La tua, la mia e la sua energia di Carlo Barbera messe insieme hanno dato luogo alla nascita di un nuovo gruppo, che non è un movimento politico, non lo era, di un gruppo che avrebbe dovuto cercare di compendiare le linee di ricerca in campo ufologico, allargandole di parecchio, in primis al fenomeno dei contatti e delle abductions, perché avevamo capito assolutamente già da allora che non ci interessava e non ci interessavano le lucine nel cielo, e in realtà ci interessava ben altro, e quindi questo è anche collegato con lo scollamento nei confronti del CUN, perché appunto loro sono rimasti bene o male ancora ancorati a quegli argomenti. Noi sapevamo che invece dovevamo andare avanti. Se tu ti ricordi le prime riunioni romane, anche piuttosto frequentate da alcune centinaia di persone, che comunque rappresentavano un agglomerato molto vasto di gente che veniva dalla New Age, veniva dalla medianità, veniva dalla Gimatria, veniva dalla Cabala, veniva da studi di carattere esoterico, veniva da molti campi,
tutti insieme però condotti per mano in fondo da noi due, poi ad un certo punto verso una certa direzione, cioè cambiare il volto dell'ufologia italiana. Era questo il quadro che noi volevamo dare, dire che l'ufologia non era quella che era stata fatta fino ad allora e portarla ad un altro livello, e ci hanno seguito. Poi purtroppo come anche hai detto giustamente tu, le cose non sono andate esattamente come previsto. Tu hai fatto la tua strada e io mi ricordo un'altra telefonata, un'altra nostra conversazione, non discussione, in cui mi dicesti: guarda che in realtà il futuro è internet, quindi io mi dedicherò, e parlo del 2001-2002, io mi dedicherò anima e corpo alla costruzione di una rete, di un network che non sarà frenabile né dai servizi segreti né da nessun altro qui in Italia, perché lavoreremo attraverso internet. Quindi a te il merito di aver dato uno scrollone enorme, secondo me, all'ufologia fatta di persone che si riuniscono in gruppetti e poi non fanno assolutamente un tubo, e invece portarla alle masse, altrimenti non avresti migliaia di persone che ti seguono in questo momento. Il meccanismo ha funzionato con alcune problematiche che non mi va di affrontare, ma comunque è per questo che ho voluto dare questa fotografia, se vuoi, giornalistica di come è nato lo Stargate. Certo. Sentite, prima di continuare con il proseguo della puntata, a questo punto vorrei farvi una domanda veramente veloce, perché sono state scritte delle cose, appunto ve la pongo così, cioè a differenza di molti che hanno scritto, hanno creduto che vi siete litigati a morte, che non vi parlate, potremmo dire che ci sono due tipi di relazione che avete avuto e tuttora mi sembra di capire che avete, cioè una relazione pubblica, che è quella delle vostre idee pubbliche, e una relazione privata, che tra l'altro mi sembra che siate riusciti a tenere ben distinte da professionisti. Cosa ne dite? No, per me no, per me Corrado è Corrado e io sono Maurizio, questo è quanto. Ci conosciamo da troppo tempo, basta. Sì, sono d'accordissimo. Guai a pensare di fare una cosa per il pubblico, una cosa non ha senso. Questa è una cosa che faceva il CISU. Il CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, che io chiamo amorevolmente Centro Studi Palloni Sonda, poverini, loro dicevano che un conto è essere tuo amico, ma nel campo dell'ufologia ti faccio il culo. Non ha un minimo di senso, dal mio ovviamente punto di vista. Mi ricordo quella riunione che facemmo con Barbera, eravamo in 4 e c'era Maurizio Baiata, eravamo in 3, c'era Maurizio Baiata, c'ero io, c'era anche Bresone, ma insomma c'era Maurizio Baiata, c'ero io e c'era la Mucca, eravamo nel centro della Toscana. La Mucca metteva la sua testa dentro la finestra e veniva a sentire quello che noi dicevamo con questo capoccione gigantesco, e la Mucca in qualche modo partecipava alle nostre riunioni. È qualcosa di incredibile, noi e la Mucca. Ebbene, tutto sommato, in quelle sere, in quei giorni, in quei momenti, noi cercavamo di, come dice Maurizio giustamente, dare una alternativa all'ufologia italiana che era a 40 anni che diceva le stesse stronzate. Non si poteva cambiare, non si poteva dire qualcosa di più. Pare di no, perché tutte le volte che si voleva fare un articolo un po' più osé, qualcuno diceva no, i militari non vogliono che non si parli di questa cosa. E questo accadé, è accaduto per esempio con Ustica. Quando ci siamo trovati a fare degli articoli, e Maurizio lo sa molto meglio di me, qualcuno, l'allora presidente del Centro Ufologico Nazionale, un certo Roberto Pinotti, disse no, i militari, i nostri amici non vogliono che noi si parli di questa cosa. Quando un'altra volta invece a Monteverde, Maurizio mi deve correggere se sbaglio, si tentò di fare un articolo del genere, loro ricevettero delle telefonate immediatamente dopo aver fatto la riunione di redazione, delle telefonate minatorie in cui qualcuno diceva non fate questo articolo perché sennò vi bruciamo la redazione.
Preciso, se vuoi preciso. Dunque, noi eravamo nella redazione di Notiziario UFO, era il 97, eravamo al centro di Roma, al largo Benedetto Marcello. Nel pomeriggio si è decisa una copertina che riguardava l'abbattimento dell'aereo TWE 800 su Long Island. Siccome avevamo il sospetto che ci fossero delle relazioni molto prossime, fra virgolette, nella dinamica dell'incidente, ovvero sia due abbattimenti, quello di Ustica e quello del TWE 800, in redazione decidemmo di fare la copertina dedicandola appunto a questo abbattimento. Non ricordo se Pinotti fosse presente. Io avevo in redazione Cristoforo Barbato, avevo Adriano Forgione, avevo altri colleghi che lavoravano con me. Decidiamo la copertina attorno alla mezzanotte e mezza dello stesso giorno. Nella notte ricevo una telefonata che mi dice che lei è il signor Baiata. Dico sì. Noi sappiamo quello di cui voi avete discusso oggi nel pomeriggio e lei sappia che siete sulla direzione giusta. Io ho detto: scusi, con chi sto parlando? Non ha importanza, mi dice questa voce che era un pochino con un accento del sud, non ha importanza chi sono io, lei sappia semplicemente che noi la seguiamo, dice direttamente di me, noi la seguiamo da tempo e lei ha delle amicizie in alto loco presso la commissione stragi qui in Italia. Chiaramente mentre lui pronunciava queste parole mi si è gelato il sangue nelle vene e aggiunge quindi lei continui il suo lavoro così. E io ho detto: scusi, lei mi sta dicendo queste cose, lei sa chi sono io ma io non so lei chi è. E lui mi dice non ha importanza chi sia io in questo momento, sappia che lei continui tranquillamente a fare il suo lavoro così come l'ha fatto, la ricontatteremo noi, e ha attaccato. Questa è la telefonata che riguarda quel giorno lì. Noi abbiamo deciso in redazione di non fare la copertina TWE 800, l'articolo l'ha fatto Adriano Forgione e abbiamo messo un articolo di pagina interni sul notiziario UFO, mi pare. Pazzesco. Questo per spiegare in che clima noi lavoravamo negli ultimi tempi, proprio qualche mese prima delle dimissioni che noi abbiamo dovuto fare dal Centro Ufologico Nazionale. Sentite, proprio perché l'avete pronunciato tante volte, perché sappiamo anche che l'argomento Kun vi è a cuore sotto forme diverse, sarebbe bello che potesse darci le vostre opinioni su questo centro ufologico e come ovviamente ha contribuito con la vostra relazione anche lavorativa, insomma. Se volesse cominciare Maurizio stavolta. Dunque, se non fosse stato per il Kun e per Roberto Pinotti, io in questo momento non sarei qui a parlarvi e non avrei avuto quasi... Beh, io ho cominciato ad essere un ufologo con il primo appuntamento con Roberto nel 78, quando io lo chiamai per fare un pezzo per Rolling Stone Magazine che io dirigevo, e il pezzo non glielo passai perché secondo me non andava bene. E poi il collettivo di redazione, eravamo un gruppo di ultrasinistra che dirigeva questa redazione, decise che il pezzo non andava bene, era troppo tronfio, troppo legato a qualcosa che poi alla fine era incomprensibile. In effetti il problema di Pinotti è che nello scrivere ripete se stesso a tutto spiano e quindi non arriva mai al punto, e in realtà è il suo meccanismo di comunicazione che io ho cercato, lavorando con lui ed essendo anche suo socio per diversi anni, di cambiare, e in parte ci sono riuscito perché gli editoriali che venivano scritti per Dossier Alieni e Notiziario UFO da lui o da me
comunque li confrontavamo e comunque la sua ultima versione non era quella che io passavo, perché glieli riscrivevo per renderli un pochino più appetibili, anche perché esprimeva sempre, con ghiandole velenifere che gli si aprivano a tutto spiano, esprimeva sempre della negatività. Se nel fenomeno UFO noi la mettiamo sempre sul negativo, soprattutto sugli editoriali, non si va avanti, soprattutto parlando male degli altri. Quindi questa era una delle cose che ci ha diviso, o che ci ha unito da una parte e ci ha diviso. Per quanto riguarda il Kun adesso, non posso esprimere un'opinione, posso soltanto dire che ho sempre pensato che il Kun fosse formato da una massa di gente. Il numero all'epoca nella quale io ho lasciato erano 1200 iscritti, oggi non lo so, fra soci e collaboratori, ma le persone non sono il Kun. Il Kun è semplicemente Roberto Pinotti che decide per tutti quanti gli altri. Questo è il difetto maggiore di questa organizzazione, che io non ho riscontrato in nessuna altra associazione nel mondo, segnatamente soprattutto negli Stati Uniti. Il che vuol dire che se ciascuno dei soci, degli iscritti del Kun, adesso che in questo momento ci stanno ascoltando sicuramente, sanno che hanno avuto problemi con Pinotti, sappiano che li abbiamo avuti da sempre, tutti noi che abbiamo lavorato molto da prima con Pinotti, io per 10 anni e Corrado Malanga per 35. Sì, ma io sì, 35 anni. Devo dire che io mi sono accostato all'ufologia, avevo 15 anni, ho incontrato Pinotti, insomma il Kun poi in fondo, quando c'era presidente Giancarlo Barattini, a Milano era il Kun allora, e aveva cambiato nome perché il Centro Ufologico Nazionale prima si chiamava sempre CUN, ma la sua sigla era Centro Unico Nazionale, perché Pinotti voleva che fosse l'unico centro, cioè non ci doveva essere nessun'altra voce, e questo aspetto poi lo ha caratterizzato la sua politica, che può essere sbagliata, giusta, corretta, non lo so, però che io non condivido peraltro, per i 40 anni che sono venuti dopo. Io ho cercato sempre perché siccome io credevo che il problema andasse approfondito, il problema degli alieni intendo dire, no? Allora ho cercato di dare i miei servigi. Mi ricordo che venivo visto come una persona molto strana, molto particolare, venivo visto dal Kun come uno che un giorno va a fare una relazione a Cesano Maderno, secondo convegno internazionale sugli UFO, e presenta una relazione sulla risonanza magnetica nucleare, l'analisi con la spettroscopia in trasformata di Fourier infrarossa dei terreni su cui si sono poggiati gli oggetti volanti non identificati. Qui chiaramente è successo qualcosa, perché lì la gente faceva ancora descrizioni, ho visto una luce che passava di notte alle 3:30, ma chi se ne frega? Io facevo il chimico, insomma, avevo un minimo di cultura e quindi portavo delle cose diverse. Quindi Pinotti si volle impossessare del mio know-how per poterlo sfruttare. Il CISU allora, che non esisteva, e che era la sezione di Torino del Centro Ufologico Nazionale, che già voleva abbattere la figura di Pinotti, mi voleva utilizzare per abbattere la figura di Pinotti. Io, che ero giovane ma non cretino, capisco tutte queste cose e faccio finta di farmi utilizzare dal Kun. Così entro nel Centro Ufologico Nazionale con i voti del CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, che sarebbe stata poi la sezione di Torino. Subito dopo do un calcio nel culo alla sezione di Torino, la elimino perché erano persone che erano legate con i servizi segreti, mi rompo i coglioni con il Ministero degli Interni, convinco Pinotti che sono una massa di stronzi, ma io non avevo capito che Pinotti era anche lui da quella parte lì. Ahimè, 35 anni, perché va bene, ho capito, sono scemo, ma cosa ci volete fare? Io ho fatto il soldato per Pinotti, l'avrei fatto, mi sarei buttato nel fuoco per Pinotti. Quando però abbiamo dovuto comprendere che lui faceva solo i suoi interessi e non quelli dell'informazione, io ho avuto una delusione che io mi sarei ammazzato dal dispiacere che ho avuto in quel momento.
quando ho capito che questo stronzo faceva i suoi interessi e non quelli dell'informazione. Poi dopo ho capito in seguito che lui aveva avuto dei problemi familiari, il padre militare, problemi di vario genere, che quindi il suo carattere si era formato in questo modo incompleto e che quindi avevamo un pazzo nel vero senso della parola, cioè una persona che non è in grado di intendere, di volere, ma che però faceva comodo alle forze dello Stato e lo tenevano lì apposta per fare delle cose. Quindi la maggior parte delle persone che mandava le informative a Pinotti gli rispondeva dicendo: sì, grazie, ti ringrazio, dammi queste fotografie, sono gli originali, c'hai le fotocopie? No, benissimo, ti faremo sapere che utilizzeremo questo materiale senz'altro per i nostri studi. E nessuno sapeva più niente, cioè lui era una fogna, prendeva le cose, le rubava anche dalla redazione dei nostri notiziari, perché questo è vero e Maurizio me lo può confermare, e poi tutto veniva buttato in un buco nero dello spazio-tempo, le informazioni venivano nascoste, non c'era più niente da fare. Insomma, questo povero Pinotti, noi abbiamo cercato, io mi ricordo con Baiata e me e altri, a un certo punto pensavamo che lui fosse in buona fede, che fosse solamente stressato, e gli abbiamo consigliato di farsi una vacanza, di fare dei massaggi shiatsu, di fare delle cose incredibili. Invece la realtà era diversa, era matto, era solo matto. Senti, ma ti faccio una domanda così, ma tu gli vuoi ancora bene, Roberto? Ma certo che gli voglio bene, però purtroppo è matto e io purtroppo voglio più bene agli italiani che a lui. Sì, ma Roberto è una persona, gli italiani sono una nazione, e siccome tu hai vissuto 35 anni al suo fianco, adesso sono 10 anni che ci facciamo la guerra, ma non potrebbe essere giunto il momento, per esempio, se Pinotti potesse intervenire questa sera, Caruso, lo dico a te, ma se potesse intervenire, siccome io non uso lo stesso linguaggio di Malanga, ma te, Caruso, la domanda la faccio a te, ma come la vedi? Beh, sai Maurizio, voi due avete avuto due esperienze molto diverse. Io ribadisco di nuovo che uno è uno scienziato e l'altro è un giornalista, e beh, sicuramente la mia opinione è poco valevole, ma mi sembra di aver capito che non state demonizzando tanto la persona come individuo quanto quali erano i presupposti del lavoro che si era deciso di fare. Questo ho capito io da quello che ho letto. Va bene, io però bisogna che aggiunga una cosa molto tecnica e sintetica. In questo momento, secondo il mio modesto punto di vista, le ricerche che noi stiamo tentando di fare portano in una certa direzione. Per fare queste ricerche bisogna essere estremamente coerenti, corretti, bisogna avere il know-how, bisogna sapere cosa si fa. Pinotti non è nulla di tutto questo, è una persona che ha dei problemi psichici e che va curato. Quindi non è una persona, sì, gli voglio tanto bene, ma in manicomio però, per favore. Senti, dietro le sbarre. Senti un po', lui ti parlò mai del caso Amicizia? Devo dire di no. Invece a me sì, anche mi viene da spontaneo da porre appunto come problema, visto che stiamo parlando di una persona che sa molte cose ma che le tiene per sé. Mi viene spontaneo domandarmi perché, per esempio, sul fatto di Amicizia, di questa storia che ha riguardato non l'ufologia ma addirittura interazioni fra delegazioni aliene vissute in Italia in incognito, in quasi clandestinità, protette da ambienti di vario genere, di cui Pinotti poteva essere a conoscenza. Ad un certo punto Pinotti mi dice, parlo di tanti anni fa, mi dice: guarda Maurizio, che in realtà questi sono fra noi, questi sono stati sempre fra noi, io li ho visti fisicamente. Allora io dico una cosa: quando noi parliamo di abductions, e salto quindi di palo in frasca, quando noi parliamo di abductions e di contatti, e sappiamo che Pinotti queste cose le conosceva molto bene,
è ovvio che c'è stata una imposizione dall'alto o dal basso, io non so definirla, di mantenere il livello dell'ufologia italiana entro certi limiti. Il Kun non poteva più contenere questa forza dirompente. Lo Stargate è esploso, poi è imploso, poi tu hai fatto la tua strada. Io adesso sono tornato, il quadro della situazione è molto diverso rispetto a 20 anni fa, anche a 10 anni fa, però Pinotti è sempre lì, tu sei sempre lì e io sono qui. E in realtà l'ufologia italiana non è molto diversa, tranne il fatto che dovremmo occuparci a questo punto, mi sembra, non più del Kun e delle sue manchevolezze o dei suoi meriti, bensì di quello che dovrebbe essere una nuova ufologia. Sì, questo è assolutamente vero. Però va detto anche un'altra cosa, che ci sono delle persone che comunque si affidano a quello che era il Centro Ufologico Nazionale, non peraltro, per esempio, per fare delle trasmissioni televisive. Ora, purtroppo la televisione in Italia in questo istante è una specie di spazzatura. A me al venerdì mi vengono a ritirare sai che ci sono i colori, no? È la merda più totale. Io il venerdì li potrei buttare il televisore dentro il TG1 e il TG2 e qualche volta anche il TG3. E nel mezzo ci sta anche Pinotti con le sue trasmissioni televisive che sono risibili. Il problema è vero, ma però è cambiato qualcosa. Guardate, ora è un momento in cui la informazione sul problema ufologico va avanti. Abbiamo fatto un sacco di passi avanti, ho fatto i fumetti, abbiamo fatto i fumetti, io mi sono prestato a fare questa cosa, usciamo con un film nelle sale cinematografiche, lo sapete che questa cosa è importantissima. Pinotti non è mai riuscito a fare questo, l'avrebbe voluto fare anche lui da una parte, ma da un'altra parte non poteva farlo perché i suoi capi gli impedivano l'informazione e quindi non si può fare un film senza dire un cazzo. Noi abbiamo fatto un film dicendo delle cose. Ora, siccome il suo golem, quello grassone che parla sul suo forum, sicuramente è lì pronto a dire che il film è una grande cagata, lo facesse lui un film sul problema ufologico, e la grande cagata l'ho fatta io, ma io l'ho fatta, e questi stronzi del culo non hanno fatto una sega, e continueranno per anni a non fare una sega. Questo vuol dire che io ho portato avanti l'ufologia e l'informazione sull'ufologia italiana, no, e lo hai fatto anche te, con tutte le decine di articoli che hai fatto, e le riviste che abbiamo fatto, e le trasmissioni televisive che abbiamo fatto, e i coglioni che ci siamo rotti, noi due, lui no. Aggiungo una cosa, che sai che questa un po' non ci divide né separa, però ci distingue, è il fatto che io ho questa, fra virgolette, cultura italoamericana che mi ha consentito di spaziare un po' più degli altri verso le altre ufologie. Il fatto che esca 6 giorni sulla Terra in questo momento mi sembra molto importante. Il fatto che sia uscito un anno e 2 o 3 mesi fa, che sia uscito The Fourth Kind, quindi il quarto tipo, anche è stato un momento importante, pur con le necessarie correzioni che non sono state ovviamente apportate a quel film. Non è stato fatto neanche un prosieguo, più un sequel, quindi non saprei, ma in ogni caso l'ufologia, che è la cosa che mi distingue da te, è che io la vedo come fenomeno globale mondiale, te la vedi veramente come un fatto italiano e come tua crociata personale, e contro il Kun e nei confronti solo dell'Italia. Ma l'ufologia non è solo l'Italia, altrimenti in Italia noi non avremmo portato proprio quei personaggi che ci hanno fatto capire che l'ufologia era un'altra cosa. Non ti dimenticare che Corso è venuto in Italia grazie a Paola Harris e a me, certamente non grazie a Pinotti. Ma sono sicuramente d'accordo, ti appoggio in tutto questo che stai dicendo, è verissima questa cosa che dici, però
Il problema, io lo so che ci sono alcune persone, quando dico questo, che stanno ridendo, lo vedo nel volto che stanno ridendo quando dico questo, però ti dico questo, stanno sorridendo, non ridendo, ti dico questo, io ho voluto avere un profilo basso, mi sono voluto interessare dell'Italia perché prima bisognava interessarsi dell'Italia, poi dell'Europa, poi dell'America. L'America non me ne importa una mazza a me degli americani. Capisco perfettamente la loro cultura, so perfettamente che i lavori di Bud Hopkins, di John Mack, di tantissimi altri sono stati formativi per me. Bene, ok, l'America è lì, ora basta, si va avanti. Un po' per raccontare che noi siamo un po' soffocati dalla storia americana e della loro cultura. Io purtroppo sono una persona che a me la cultura americana mi fa schifo. E poverino, l'ho detta male. Non è vero che mi fa schifo, è una cultura che non è la nostra, nel senso che noi veniamo dai greci, veniamo dai giapponesi. Sì, ma ti sbagli, lo sai perché? Perché non esiste solo la cultura americana, esiste soprattutto la controcultura americana, che è una controcultura globale. Sulla quale io spero molto. Che rappresenta la controcultura, non rappresenta la cultura, perché la cultura è un fenomeno di potere ed è un'imposizione. La cultura nasce attraverso meccanismi di imposizione da parte del potere sulla vita sociale di tutti noi. La controcultura è la liberazione da questi da queste imposizioni, e la controcultura americana è fondamentale e nasce da molti anni prima che, vabbè, te c'hai la mia stessa età, ma molti anni prima che ci fosse il Vietnam o che ci fossero che siano capitate tutte le altre storture e orrori prodotti dall'America e dal nuovo ordine mondiale che sta dietro il potere dell'America e delle altre potenze, Italia inclusa, perché sono i poteri occulti tutti d'accordo per mettercela nel culo. Non è che sono validi, cioè che sono validi o negativi solo gli americani. Lo stesso discorso vale anche per gli italiani. Ma sicuramente, però la politica, la cultura americana è entrata nel nostro quotidiano in un modo preponderante per tutta una serie di questioni soprattutto economiche, che noi abbiamo. Quando gli americani mi chiedono un articolo, un giorno il giornale, come si chiama il giornal? Abduction Research, sì, lo JAR, JAR, benissimo, dice, mi manda una mail e mi scrive, perché sono ingenui da morire, sai, abbiamo scoperto che lei esiste, ma come mai non ha mai scritto un articolo in inglese per noi? E io gli scrivo, perché a me degli americani non me ne fotte un cazzo, primo. Secondo, ma allora potrebbe scrivere un articolo per noi, certo. Gli mando un articolo in cui parlo della fisica di Bohm e lei mi dice, la redattrice dello IAR, la fisica di Bohm. Ma chi è questo Bohm? Allora ragazzi, se voi siete indietro 1 miliardo di anni non mi venite a rompere i coglioni, io c'ho da fare in Italia, devo fare delle altre cose. Se voi state ancora a raccogliere le margherite, io non ci posso fare niente. Gli americani veramente stanno raccogliendo margherite. Ecco, a questo punto vi interrompo un attimo, ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in intervista con Maurizio Baiata e Corrado Malanga. Tra un po' vi chiederò anche di parlarci nello specifico dell'America. Vi voglio far fare un altro piccolo passo indietro, di modo da riportarvi un attimo sui binari di questa intervista, perché so che tra le vicende che avete avuto nel passato, fra le varie organizzazioni in cui siete anche stati, intorno agli anni 90 c'è stata anche la vicenda del CIFAS, cioè, lo spiego per gli ascoltatori, CIFAS è un acronimo che sta per Consiglio della Federazione Internazionale di Studi Avanzati.
vorrei chiedere come sono andate anche lì le cose, visto che vorrei tenervi ancora un po' in Italia. Tra l'altro so così, voci di corridoio, che avete avuto un'esperienza comune anche abbastanza divertente come immagine, una sorta di riunione non ufficiale in un campo di grano. Era il periodo in cui era uscito da poco il libro di Valerio Lonzi scritto da Corrado. Corrado, se vuoi partire tu questa volta. Sì, volentieri. Questa è una delle altre cose che mi ha accomunato a Maurizio, che io non posso tradire Maurizio, capito? Non lo posso fare, perché l'ho visto, io sono uno stronzo. Ora Maurizio mi dirà che sono uno stronzo, va bene, però lo dico lo stesso, che le persone che vedono in difficoltà io le devo aiutare. In quel momento magari non era vero, era l'impressione mia che Maurizio fosse in difficoltà. Allora la cosa andò velocissimamente in questo modo. Maurizio poi mi correggerà se sto sbagliando qualcosa, perché ovviamente è passato tanto tempo e sono un po' incoglionito. Mi telefonano, io ero a Pisa, dice dobbiamo fare una riunione importante a Monteverde, dove c'era la riunione del giornale, che allora era lì la sede del giornale, dei giornali che avevamo, perché dobbiamo decidere di fare una cosa nuova, bisogna fare una rivista nuova, una rivista perché Pinotti è impazzito, mi dice Maurizio, e io dico sì, mi sembra anche a me che non sia in grado di intendere di volere, e allora noi bisogna fare una nuova rivista, una nuova testata, perché la testata Notiziario UFO comunque legalmente è del Centro Ufologico Nazionale e soprattutto il responsabile ne è Roberto Pinotti, che è il dirigente capo massimo, e quindi se Pinotti impazzisce e ci toglie la rivista, noi non abbiamo più nessuna possibilità di parlare. Allora facciamo una nuova rivista, e questa nuova rivista sarà, abbiamo pensato che poteva essere il generale Marcelletti, che era sempre del consiglio direttivo, e mi sembra che allora fosse anche presidente, se non mi ricordo male, però potrei sbagliare, potrebbe essere il responsabile. Loro decidono di fare questa riunione, io non ci posso andare, lo fanno sabato. La domenica mattina succede una cosa strana, il generale Marcelletti viene, che era in pensione, esce di casa con il cane da una parte e il bastone dall'altra, perché cominciava a essere un po' anzianotto, e viene fermato da una persona che gli dice: senta generale, lei quella cosa che ha deciso di fare ieri, di cui lei dovrebbe essere il responsabile, cioè questo nuovo giornale, questa nuova testata, questa cosa lei non la deve fare perché noi non siamo d'accordo. Lui gli risponde: io sono un generale dell'aeronautica, faccio quello che voglio. E questo signore gli risponde: guardi che noi siamo sicuri che lei può fare quello che vuole, il problema è che la sua nipotina di 2 anni e mezzo la penserebbe in un modo diverso. Sale in una macchina con carta israeliana, al volante c'è qualcun altro, scappa e se ne va, lasciando questo povero Marcelletti nel mezzo della strada come un coglione. Marcelletti, da buon generale dell'aeronautica, si caga sotto e telefona subito ai suoi amici più stretti, cioè Giulio Perrone, ora deceduto, il quale mi telefona e mi dice: è successo questo. Giulio Perrone era un consulente del Centro Ufologico Nazionale, ricordiamolo brevemente, una persona che come personaggio era uno che era figlio di un capo massone 33 di Bari, aveva fatto la scuola di guerra aerea con il Mossad, faceva finta di fare l'impiegato della RAI, ma in realtà faceva ben altro. E allora si decide di fare una cosa, si decide che noi dovevamo costituire il CIFAS, cioè questo gruppo che avrebbe dovuto in qualche modo convogliare tutte quelle che erano le forze del CUN che avrebbero dovuto lavorare lontano da Pinotti, perché Pinotti ci avrebbe messo i bastoni tra le ruote. E così facciamo una riunione nel campo di grano davanti alla redazione, staccando proprio i telefoni, come facevano i mafiosi, in un campo di grano dove io, Baiaca, Marcelletti, come si chiama, l'ingegner Magenta, che era capo, lo ricordo, della 10ª commissione alle Nazioni Unite per le telecomunicazioni, quindi non un bischero qualsiasi, i consulenti che avevamo, Pinotti è impazzito. Certo, sta facendo queste cose, è vero,
il generale Marcelletti dice: a me questo signore mi ha detto le stesse parole che mi aveva detto Pinotti 3-4 giorni prima in una riunione del CUN, quindi evidentemente lui ha mosso qualcosa. Va bene, facciamo qualcosa, cerchiamo di fare qualcosa. Se andiamo tutti a casa, passano 2 o 3 giorni, mi telefona uno di questi signori e mi dice: non ti preoccupare, va tutto bene, abbiamo deciso che tu sei stato assunto dall'aeronautica militare e poi Marcelletti, che è andato a parlare col suo amico capo di Stato Maggiore, ti spiegherà tutto. Mi dice Giulio Perrone, però, abbiamo deciso, perché il capo di Stato Maggiore vuole così, che Baiata deve rimanere fuori da questa storia. Lui non c'entra niente. E io mi sono incazzato. Io ho detto: a me mi importa una sega, non potete sbattere fuori una persona che 10 minuti prima avevate con voi deciso di tenere, di utilizzare, di lavorare insieme, e soprattutto a me non mi assume nessuno. Manda pure in culo il tuo capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare. Io gli dissi: sto con Baiata, gli dissi subito: questa cosa mi sembra una cosa disonesta e io non la faccio. Questa è la cosa che io ricordo. Ora Maurizio potrà dire la sua. Non posso dire molto perché solo la conclusione, che ovviamente mi amareggia, ma sono passati tanti anni, e quindi anche se mi amareggia lascia il tempo che trova, la conclusione di un tentativo che io vorrei chiarire a chi ci sta ascoltando una volta per tutte: né io, né Malanga, né Marcelletti, quando siamo usciti dal direttivo del CUN, e contestualmente era già nato il CIFAS, del quale fra l'altro avrebbe dovuto far parte anche Pinotti, perché era una costola, avrebbe dovuto essere una costola del CUN, ma molto più aperta, molto più divulgativa, e avrebbe anche comportato la nascita di una rivista e quant'altro ha ricordato giustamente Corrado. Tutto questo non poteva essere portato avanti in quel momento, non poteva essere portato avanti, però nessuno di noi ha mai pensato di estromettere Pinotti dal consiglio direttivo, né di attraverso dei golpe o cose di questo genere metterlo completamente in minoranza, ma semplicemente ci siamo trovati di fronte ad una persona che era assolutamente intransigente rispetto al suo ruolo, che non avrebbe mai consentito una pluralizzazione di poteri e di pareri all'interno del CUN, che di fatto si erano già esplicate negli anni precedenti attraverso San Marino e attraverso l'attività editoriale che avevano portato avanti. Probabilmente Pinotti ha ricevuto ordini da altrove, oppure è stato soltanto farina del suo sacco, lui questo non l'ha consentito, quindi siamo usciti autonomamente attraverso un confronto che non ha, cioè non c'è stata la congiura dei boiardi contro Pinotti come hanno voluto per alcuni anni far credere quelli del CUN, e si sono bevuti le stupidaggini dette da Pinotti. Visto che ne stiamo parlando, negli anni che vanno dal 2000 al 2005 Pinotti ha fatto una campagna di discredito fortissima nei confronti non solo miei e di Malanga, ma anche di molti altri, perché a lui proprio non va bene nessuno che la pensi diversamente da lui. Non c'è bisogno di assumere questo tipo di atteggiamento attraverso gli editoriali, attraverso il potere che lui ha rappresentato, micropotere o macropotere che fosse. Non c'è bisogno più nel 2011 di avere ancora questo tipo di impostazione da parte sua. Il fatto è che la generazione nuova ufologica che doveva sorgere, io ho 60 anni e altrettanti ne ha
ne ha Malanga e qualcuno di più ne ha Pinotti. Noi in fondo avremmo già dovuto lasciare il passo ad altri più giovani di noi con le palle che avessero potuto o abbiano la forza tutt'oggi di portare della linfa vitale nuova nell'ufologia italiana. È per questo che secondo me Corrado, anche se ha fatto le sue scelte e per quanto io le possa aver sindacate e gliel'ho spiattellate in faccia più volte, lui ha deciso di occuparsi soltanto di abductions e ha detto di non essere più un ufologo, in fondo ha fatto un errore, perché secondo me l'ufologia comprende un po' tutto, comprende anche le abductions ovviamente, altrimenti non ne staremmo a parlare, e avremmo dovuto costruire una nuova generazione di ufologi giovani, attivi, forti, che non si fanno mettere i piedi in testa da altri, che sia Pinotti o che siano quelli che gli stanno sotto e gli fanno da reggipalle. Questo non conta, perché oltretutto l'ufologia è fatta da tante persone che operano indipendentemente dai gruppi e dalle organizzazioni. Quindi quanto conta poi in realtà una associazione, quanto conta il suo presidente? In realtà non contano assolutamente niente rispetto all'importanza che il fenomeno ha di per sé. Le organizzazioni ufologiche lasciano il tempo che trovano, perché mettono insieme esclusivamente le persone che vogliono studiare il fenomeno, ma il fenomeno esiste di per sé. Se non esistesse il fenomeno non esisterebbero neanche le organizzazioni ufologiche, e questo Corrado lo sapeva benissimo già allora, lo sa anche oggi, ed è per questo che si è tolto dall'ufologia e fa solo un discorso sulle abductions. Sì, assolutamente. E però una piccola correzione va detta in questo senso. Io ho cercato comunque di costituire un gruppo di persone che potesse in qualche modo sopravvivere alla mia dipartita, perché io ho pensato di non essere eterno, quindi io costruisco una scuola di pensiero, ma dentro questa scuola di pensiero ci sono delle persone che lavorano, seguono questa scuola di pensiero, la amplificano, non sono costretti a pensare in tutto e per tutto come la penso io, si confrontano giorno per giorno su queste cose, mi danno delle idee, perché succede anche oggi. C'è stato per esempio Alex Torinesi che mi ha indicato una cosa importantissima su un test che noi abbiamo fatto, che secondo me vale la pena di approfondire, come succede ieri. Un'altra nostra collega dal Sud America mi ha dato un altro accenno a una cosa, un'osservazione che lei ha fatto, e io metto insieme tutte queste cose e poi gliele rivolto addosso. Insomma, è un gruppo di persone creative che sta andando avanti. Per questo ti dico, anche Maurizio, io ho cercato di costruire una scuola, perché siccome già una volta a me mi hanno tagliato il volante della macchina. Posso fare una domanda? Ti faccio una domanda perché ci sto pensando da oggi nel pomeriggio. Sì. Te la pongo perché questa cosa è successa ad una persona che ha fatto il tuo stesso percorso negli Stati Uniti, non la menziono per ovvie ragioni. Facciamo soltanto per esempio che tu domani mattina, visto che hai parlato del fatto che ti hanno segato il volante, no? Ecco, mettiamo che l'atteggiamento fosse invece diverso. Mettiamo per un attimo che vengano a bussare alla tua porta due persone e che ti dicano dottor Malanga ci segua, e che tu ti trovi per un attimo in difficoltà, lasci la Gianna a casa, lei le dici di stare tranquilla e vai con loro. Sto facendo soltanto un esempio, e che questa cosa comporti il fatto che tu venga narcotizzato, ti portano dentro una macchina in una installazione sotterranea e attraverso vari passaggi ti ritrovi in un ambiente che è quello che tu hai descritto 1000 volte nelle ricostruzioni delle abductions, e sappiamo bene come avvengono queste cose, e ti ritrovi improvvisamente a lavorare con un grigio, ovvero tu sei seduto di fronte a un pannello, un quadro di comandi, diciamo un quadro computerizzato di comandi, e in quel momento finalmente per la prima volta tu hai davanti a te un grigio, anzi al tuo fianco, che comunica con te telepaticamente, e il grigio ti dà delle istruzioni in merito al fatto che te devi fare delle cose per loro.
poi il discorso finisce lì, vieni preso e riportato a casa. E, come la vedi? Non è stato così per te, ok Corrado? Però potrebbe anche accadere. Il punto è questo: il livello nostro di intervento sul fenomeno non può essere soltanto empirico, perché noi, e io parlo anche in parte da adulto, quelli che vedono gli alieni, che se li vedono accanto e che comunicano telepaticamente, abbiamo un po' capito che cos'è che succede, no? A te questa cosa non è successa, però ti potrebbe anche succedere perché qualcuno decide di farti vedere le cose da un altro punto di vista, e proprio dal punto di vista dei militari, che giustamente tu e anche io odiamo tanto. Dunque, va detto che c'è un errore di contorno in questa cosa, perché sono alla porta, vengono questi due signori, già da lì io gli sputo subito nel chiasma ottico a tutti e due, ma loro mi narcotizzano, mi portano dentro una macchina, arriva il grigio, poverino, puzza, fa schifo, però lo accarezzo anche, poverino, carino questo grigio, lui che mi dice di fare le cose, sono io che gli faccio fare le cose a lui, non lui che fa fare le cose a me. Infatti sono d'accordo con te, sono d'accordo, perché quello è il momento della comunicazione. Sì, ma io ho deciso che non, ecco, questa, guarda, mi dà lo spunto per chiarire che cosa vuol dire collaborazione. Allora, per esempio, un giorno viene fuori, invece di venire il militare o il grigio, viene fuori uno del CUN, per esempio, che ne so, di Bolotti, che mi telefona e mi dice: sai, bisogna vedere, potremmo parlare, perché non collaboriamo insieme, no? Perché poi lo fanno loro, lo fanno. E io gli spunto nel chiasma ottico a Bibolotti, attacci nel culo e gli faccio fare il giro del pianeta 15 volte in 30 secondi. Ecco, questa è la differenza, cioè la collaborazione si fa tra due persone che hanno lo stesso livello di conoscenza. Io conosco una cosa, te ne conosci un'altra, possiamo collaborare. Ma io non posso collaborare con i CUN che non sa una sega. Cioè io perdo tempo. Ma infatti, ma Bibolotti non sarebbe quello che ti viene a narcotizzare e ti porta in una base sotterranea e ti fa lavorare con gli alieni? No. Certo che no. Appunto. Spero proprio di no, ma purtroppo loro, se qualcuno glielo dice, tenterebbero di fare questa cosa, perché in fondo se io o tu diventiamo scomodi, loro cercano di farci il culo. Perché il militare non viene da me? Il militare da me non ci verrà mai, guarda, te lo spiego. Guarda, la domanda te la pongo diversamente. Te hai lavorato in questo campo per 25 anni specializzandoti sulle abductions. A coloro i quali lavorano nel campo delle abductions, che è il settore più delicato della ricerca ufologica in tutto il mondo, a quelli che lavorano in questo campo, ovviamente il processo interiore di crescita coscienziale si espande a livelli che vanno bene al di là della normalità. Se noi sappiamo che militari lavorano assieme agli alieni, anche in Italia lo possiamo presumere, potrebbe accadere che un giorno dicano: ma vediamo un attimo questo Malanga di che pasta è fatto e mettiamolo a confronto con un alieno. La domanda a te, Corrado: ci vai o no? Tu hai detto prima gli sputo nel chiasma ottico, ma detto fatto, siccome non puoi opporti, ti ci portano. Come ti metti nei confronti dell'alieno se quell'alieno comunica con te? Questa è la domanda che ti sto ponendo. Il problema è un altro. Gli alieni hanno fatto degli errori, i militari hanno fatto degli errori, il Vaticano ha fatto degli errori. Ora basta parlare, ora morire. Ma questa è la storia di Independence Day che mi piace, però sei catastrofista, perché in realtà non è esattamente così e non abbiamo la capacità di prenderli a cazzotti. Lo sai che io per alcuni anni, quando facevo le mie conferenze con te o senza di te, dicevo che in realtà il punto più debole degli alieni che ci vogliono venire a prendere, siccome la vedevo completamente in negativo, era molto semplice. Avendo fatto arti marziali per tanti anni, ho pensato:
Lo sapete che cos'è che dovete fare? Gli dovete tirare 2 dita negli occhi, perché è il punto più debole di qualunque essere che abbia una conformazione diciamo morfologica simile a quella umana, e gli occhi sono un punto molto delicato. Io la penso più in questa maniera, perché loro mi hanno fatto una visita, sono stati non particolarmente carini nei miei confronti. Io capii già da allora, parlo non si è ben capito, l'ho ricordato nei giorni scorsi con Adriano, se era il marzo o il settembre del 99, più presumibilmente nel settembre del 99, ma quando loro sono venuti nella mia stanza da letto e io ho pensato che la mia esperienza fosse finita avendoli io mandati via con il mio fare automatico e telepatico alla Bruce Lee, poi in realtà so e ho capito molti anni dopo che invece la mia esperienza non era finita lì. Ma non pensi che il processo quindi di conoscenza di ciascuno di noi, prima di poter dire che cosa vogliono da noi e che cosa noi rappresentiamo effettivamente per loro, si debba impiegare perlomeno, ma non dico un anno, neanche 10, forse non basta neanche una vita, ma comunque ci vuole parecchio tempo prima di arrivare ad una presumibile conclusione del discorso. Ma questo è un discorso interessante. Io sicuramente non sono convinto di avere ragione, quindi voglio dire, sicuramente puoi avere ragione te, non lo so, però io, il mio tipo di sensibilità mi dice, sulla mia esperienza, che peraltro può essere sbagliata o comunque sicuramente incompleta, mi dice: ora basta parlare, prima t'ammazzo, poi si guarda. Ok, vi interrompo un attimo. Come al solito voi ci avete sempre un sacco di cose da dire. Io devo dire che abbiamo già passato abbondantemente la prima metà della nostra puntata e abbiamo toccato un po' del passato, dei vostri trascorsi, insomma. Adesso direi di provare a proiettarci dal presente verso il futuro, e quindi vi chiedo le vostre opinioni. Cominciamo anche a valutare un po' il resto del pianeta. La domanda è questa qui: l'opinione che avete sull'ufologia americana, magari più attuale, visto anche che Maurizio è tornato da poco dall'America, e come vengono trattate da un punto di vista giornalistico, ma anche da un punto di vista tecnico, se poi vuole interagire anche Corrado, come vengono trattate le abduction negli Stati Uniti e quali sono le differenze grosse che ci sono fra la corrente di pensiero americana e quella italiana. Vorrei che cominciasse prima Maurizio. Dunque, gli Stati Uniti sono un paese di, credo, oltre 300 milioni di persone. Noi rappresentiamo meramente un sesto di questa popolazione. Le organizzazioni ufologiche americane sono differenziate storicamente, basate storicamente su 2 gruppi, che sono il CUFOS, il Center for UFO Studies, che fu fondato da Allen Hynek, e il MUFON, che è il Mutual UFO Network, che è la più grande organizzazione americana e anche mondiale di studi sugli UFO. Ma c'è anche una miriade di altre micro-organizzazioni. Nei 2 anni che io ho trascorso negli Stati Uniti ho visto soprattutto il sorgere di una mentalità nuova. Adesso faccio subito un primo flash che riguarda 4 anni fa a Laughlin, in Nevada, dove venni invitato per essere relatore. Io esposi la storia che conoscevo del colonnello Philip Corso. Fu una occasione sulla quale potrei scrivere un capitolo intero di un libro. Tra l'altro questo me lo sono completamente dimenticato nel mio primo libro, va bene, lasciamo perdere. Mi ritrovai a cena con un gruppo di persone che non conoscevo, i tavoli di Laughlin, della più grande manifestazione ufologica del mondo, che adesso è stata spostata a Scottsdale, quindi vicino Phoenix.
erano tanti, fate conto una trentina, una sala che ospitava almeno 800 persone. Bene, mi sono trovato con queste 7-8 persone a me sconosciute. Innanzitutto le due che mi stavano più vicine, marito e moglie, erano i capi del MUFON, non ricordo di quale stato fosse l'Illinois o il Missouri, ma in ogni caso discussi subito con loro se effettivamente avevano il nostro stesso tipo di problematica, quello di avere delle strutture piramidali che non consentivano la fuoriuscita delle informazioni e delle notizie, quindi un cover up già all'interno. Primo discorso. Secondo discorso, io mi accorsi, e questo è come flash soprattutto per Corrado, mi accorsi che la gran parte degli ufologi raccolti in quella occasione erano anti-Bush, erano antigovernativi, erano anti-intervento in Afghanistan anziché in Iraq, anziché negli altri paesi dove gli Stati Uniti operano con i servizi di intelligence e con le loro forze di terra, di mare e di aria. Erano antigovernativi, in tutto e per tutto erano alternativi. Voglio dire a Corrado che si metta bene in testa che l'ufologia rappresenta una alternativa. Prima ho parlato di controcultura. Non deve credere Corrado che l'ufologia americana è mainstream, cioè tradizionalista dal punto di vista politico, e che quindi è tutto quanto un carrozzone di persone che seguono una direzione già prefissata dal potere costituito. Non è così. Questo è il primo flash. Però non l'ho sentito. Potrei aggiungere una... avete sentito allora? Bene. Sì, è certo che abbiamo sentito. La cosa interessante è che questa è la visione, cioè la mappa del territorio che Maurizio Baiata ha andando negli Stati Uniti, e probabilmente è quella vera. Però io ne vorrei proporre un'altra. Una visione che è un po' più storica, cioè non bisogna dimenticare che il grande ufologo americano della Northwestern University, che era Jonathan Eysenck, non firmava in realtà i protocolli, i rapporti delle riunioni della CIA. Lui c'era ma faceva finta di non esserci, e quindi per anni abbiamo creduto che Jonathan Eysenck fosse il paladino dell'ufologia libera, mentre in realtà era una pedina della CIA. La sua segretaria, poverina, Paola Harris, ci ha portato per un periodo in Italia i grandi personaggi americani, i quali in Italia hanno detto delle cose che per me sono risibili, cioè persone che parlano di cose che... Cioè noi dopo 40 anni di Andreotti a questa gente non ci si può mica più credere. Cioè la stessa gente che Paola Harris porta in Italia e che ci fa credere che gli alieni sono fatti in un certo modo, che il governo americano ha preso certe posizioni, ma sono non credibili. E questo cosa voglio dire? Che io ho avuto, dal mio punto di vista, stando nel mio territorio, cioè in Italia, l'idea che gli americani credano molte volte a delle stronzate, perché loro, non avendo avuto 40 anni di Andreotti, non credono di poter essere fregati ogni giorno dal politico di turno. Oggi al posto di Andreotti c'è quell'altro, no? Quello che mi consenta, però è uguale, non cambia nulla. E allora io mi dico, ma non sarà che l'ufologia italiana, come una volta, è piena di persone che fanno credere di essere dalla parte dei cittadini e che invece non lo sono? Facciamo 2 o 3 esempi. È strano vedere come i grandi ufologi americani ogni tanto hanno un problema con la giustizia. Li prendono, li mettono in galera, gli fanno qualcosa e il popolo americano dice: vedi, li hanno messi in galera con delle accuse false. Quindi loro, evidentemente il governo americano ce l'ha contro di loro. Da questo punto di vista, questa cosa fa credere al popolo che queste persone sono state vessate dal governo americano.
e quindi bisogna credere a quello che dicono. E se fosse tutta una manovra? Lo dico perché succede a 3, 4, 5 personaggi dell'ufologia americana di essere vessati, tra virgolette, forse in modo finto, dal governo americano per avere forse credibilità nel popolo, così possono continuare a dire quelle cose che non sono vere. Alcune cose sono vere, alcune cose sono false, mescolano le due cose e quindi ci troviamo Wendell Stevens che si è trovato misteriosamente, lo sa perfettamente Maurizio, accusato di stupro di minorenne, quello dell'area 51, del fisico Bob Lazar, che ha tutto un passato incredibile di vessazioni e poi scompare, ma in realtà c'è, ma non si sa dov'è. Cioè, sono personaggi che tutto sommato lasciano il tempo che trovano. In Italia è un po' come il discorso della Villa di Fini, ma chi ci crede più? Cioè, sono personaggi che sono poco credibili, con l'occhio italiano, non dico con l'occhio americano. Per cui la grande ufologia americana, che crede in questi personaggi che sono poi eroi del popolo, e io ci credo poco. Dunque, allora, ricapitolo un attimo anche per chi non conosce le persone delle quali stiamo parlando. Sono stato amico per molti anni del colonnello Wendell Stevens, che è morto nel 2010, viveva a Tucson in Arizona e lo vedevo abbastanza abitualmente, diciamo una volta ogni 15 giorni faceva visita alla redazione di Open Minds dove io lavoravo a tempi in Arizona. Fra gli altri personaggi che hai menzionato non ho mai avuto il piacere di incontrare Bob Lazar, e sono sicuramente stati vittime di operazioni di debunking, quindi di discredito ad personam molto pesanti, basate proprio sulle classiche accuse infondate, che sono quelle che poi fanno inorridire letteralmente l'opinione pubblica. Quindi non è vero quello che tu hai detto. Agli occhi dell'opinione pubblica americana queste persone non hanno rappresentato alcunché. Agli occhi degli ufologi, semmai, possono aver rappresentato delle vittime del cover-up, senza poi stare a menzionare gli altri che sono stati morti, ammazzati o suicidati più volte, da James McDonald a Morris Jessup a tanti altri che sono state vittime di queste formule terribili del cover-up americano. La fotografia è questa. Ci sono persone che hanno coscienza di chi sono state in passato, per esempio Bob Dean, per esempio Wendell Stevens, persone che resteranno sempre al servizio del governo americano perché come militari non possono scrollarsi di dosso questo crisma e continueranno fino all'ultimo a rappresentare una realtà che è quella dell'essere americani in primis e poi di diventare alfieri o paladini di una informazione nuova, portando delle cose nuove, delle informazioni nuove. Quindi io mi riferisco però non tanto a queste grandi figure che tu hai discusso e che io ho conosciuto personalmente, discuto molto meno di te, dell'ufologia. Io parlo della gente comune. Tu dipingi gli Stati Uniti d'America come un popolo di coglioni, che soprattutto in campo ufologico, e questo non avviene in questi termini. I gruppi ai quali io ho partecipato non sono fatti da persone che sono prive di coscienza o dove in queste riunioni si parla di lucine nel cielo, si parla di ben altro.
si parla di quali sono le interazioni con gli alieni, si parla di abductions, si parla della paura del contatto, si parla del fatto che la gente non ti aiuta nel momento in cui tu sei un addotto oppure hai delle esperienze di contatto e non sai come porti nei confronti di quelli che ti stanno intorno. Si fanno ragionamenti molto più sul sociale in realtà, e quindi è per questo che quando poi si va in televisione in America, chi ci va ha delle possibilità ben superiori rispetto all'ufologo. Quello che accade è che in Italia abbiamo una televisione generalista che inviterà sempre Pinotti e pochi altri per dire sempre le solite cose, mentre negli Stati Uniti, se una persona ha un avvistamento particolare o ha un'esperienza particolare, viene portata di fronte alle telecamere e viene fatta parlare, vale la testimonianza e poi vale quello che la gente pensa di quella testimonianza. Questa è la grande differenza. C'è una pluralità, molta maggiore democrazia in America per quanto riguarda l'ufologia che non quella che abbiamo in Italia. Allora, visto che vi ho fatto viaggiare un po' oltreoceano, noi sappiamo che la cultura nei vari paesi è diversa e che con molta probabilità è diversa anche l'attenzione e il concetto o comunque l'argomento alieni. Quindi vi chiedo, ritornando un po' dalle nostre parti, di fare un paragone anche con che cosa succede in Europa per quanto riguarda l'ufologia e gli alieni, visto che non se ne parla mai, o comunque sia mai, forse è una generalizzazione, però se ne parla molto poco, si sa molto poco di quello che succede in Europa. Corrado, vuoi partire te questa volta? Sì, mi dispiace un po' che in Europa non si faccia quello che si deve fare, perché io considero, da un punto di vista, ora esprimo un concetto politico, noi in Italia l'Italia è un paese europeo, l'Italia non è un paese americano, quindi io ho sempre dell'idea che gli americani, se fossi io che comando, domani mattina gli americani in calcio nel culo se ne vanno tutti, se ne vanno dalle varie basi di Sigonella, se ne vanno da Livorno, se ne vanno da Padova, se ne vanno perché stanno a casa loro, perché io non ci vado a mettere le basi di missili a casa loro e a rompere i coglioni. No, noi siamo un paese europeo, che vengano i francesi a casa mia, che se è meglio, anche, e vi dico perché i francesi, lo dico a caso, anche perché i francesi sono legati al fenomeno ufologico. Noi sappiamo che in Europa è la Francia che ha il dominio della informazione ufologica sul territorio. In America ci sono gli americani che hanno il dominio sul Canada e anche sull'America del Sud, e a noi risulta dalle nostre ricerche che sono i francesi che possiamo ritrovare tutte le volte che c'è qualcosa che non torna. A Ustica l'aereo della portaerei Clemenceau spara un paio di missili, non uno solo, all'aereo poverino dell'Italia, perché non ci devono rimanere superstiti, perché qualcosa sta accadendo nei cieli della Sicilia, dove dalla scatola magica dell'aereo dell'Italia, "Gua", dice il pilota, il generale Marcelletti, che era all'interno del consiglio direttivo e che aveva sentito, perché gliel'avevano fatta sentire, la registrazione, lui mi dice, non dice "Gua", dice "Guarda, che cos'è quel coso lì?". Ecco, questo è quello che io mi ricordo Marcelletti mi ha detto. Non a caso sono i francesi, cioè una ditta francese che è legata ai servizi segreti francesi, che vince l'appalto per recuperare i pezzi dell'aereo dell'Italia. E certo che lo vince, perché non è che vuole recuperare i pezzi dell'aereo, vuole recuperare le bandierine delle francesi che erano sul missile, sui 2 missili che avevano sparato all'aereo.
perché si sarebbe capito che venivano dalla portaerei Clemenceau, che quando succede questo gira la coda e se la batte a gambe levate, mentre la portaerei americana rimane lì e fa finta di nulla. Siete mai entrati in casa quando avete 2 gatti e avete visto che come siete entrati in casa un vaso è rotto e sapete che è stato uno dei 2 gatti e gli dite: chi è stato, brutti cattivi? Uno dei 2 scappa, l'altro fa finta di niente. Ecco, quello che scappa è la portaerei Clemenceau, perché è lui che ha sparato 2 missili contro il povero aereo dell'Italia, e c'è poco da fare, le cose stanno così. Non lo scopriremo mai, ma le cose stanno così. E perché stanno così? Perché probabilmente un bel UFO, un bel oggetto volante non identificato, era lì che faceva le manovre con i francesi, con gli americani e con quei coglioni di italiani che stavano lì a guardare, perché sono i francesi che devono in qualche modo sistemare la cosa, e sono loro che in qualche modo cercano di sistemare la cosa. Non si doveva capire questa cosa, però purtroppo è successo. Allora noi abbiamo i nostri addotti che in ipnosi regressiva ricordano che ci sono gli alieni biondi a 5 dita con i francesi militari che parlano francese, e li abbiamo soprattutto guarda caso, a Torino, nel Milanese, in Liguria e in Sardegna, cioè le posizioni che sono più vicine ai confini francesi, e c'è poco da fare e le cose stanno così. E questa è la pura realtà dei fatti, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando scrissi il primo articolo su una ipnosi che avevamo fatto all'antichissimo nostro addotto Valerio Lonzi sulle basi francesi, era già uscito dal Cuneo. Ho saputo che il Cuneo ha avuto una crisi epilettica quando ha letto: e ora come si fa che questa cosa viene detta fuori e noi non ci possiamo fare nulla, dicevano all'interno del Consiglio direttivo del Centro Ufologico Nazionale, perché io avevo sputtanato i francesi. E c'è poco da fare. Allora, in Europa tutto è legato ai francesi. La Francia ha il CNES, il Centre d'Expertise pour les Rentrées Atmosphériques, si dice così, a Tolosa. A Tolosa io porto un bel giorno Pinotti a Tolosa, lo accompagno a Tolosa per parlare con Jean-Jacques Velasco, con il quale io avevo preso un appuntamento. Per conto di Pinotti io facevo lo chaperon, lo porto a Tolosa a parlare e lì mi rendo conto, nel centro spaziale, nel CNES, che Jean-Jacques Velasco, dottore ingegnere, la prima volta che lo conosco, ci avevo parlato solo per telefono dal mio dipartimento di chimica per prendere l'appuntamento con la sua segretaria, è una persona che ci fa entrare e ci fa vedere una lavagna, ci mettiamo a discutere e parliamo, e lui sa le cose, sa che ci sono gli alieni, non vuole dirci la verità, alcune cose ce le racconta, altre no, parliamo per diverse ore e capiamo perfettamente che lui sa tutto, ma che non farà l'errore del suo predecessore, il quale, siccome aveva saputo troppo, era stato cacciato. Lui, da bravo dottore ingegnere, mangerà sempre la foglia. Questo è il suo problema. E in Francia, infatti, gruppi ufologici importanti non ce ne sono, non ce ne saranno e non ce ne sono mai stati, perché vengono tarpati, le ali tarpate, dalla presenza del governo francese, che è lui che ufficialmente si interessa degli oggetti volanti non identificati attraverso la gendarmeria francese, che comunica tutti i dati a Jean-Jacques Velasco. Sepra. E lì finisce la storia. In Germania 0 su 0. Avete mai letto un articolo in tedesco di ufologia sul problema in Germania? Non esiste. I tedeschi non sanno neanche del problema, pensano che questo problema sia finto, che non esista. Diversa è la situazione inglese. Gli inglesi, attraverso la Camera dei Lords, già ai tempi, già 30 anni fa, avevano in qualche modo fatto quella cosa che noi potremmo chiamare una interpellanza parlamentare. Forse nessuno sa che in Italia credo che siano, io sono rimasto a 12, ma credo che siano 13 le interpellanze parlamentari sul problema ufologico, oggi in Italia. Magari non lo sa nessuno, ma sono state fatte. L'Inghilterra pubblica più di 4.000 casi, li rende pubblici 4.000 dossier in cui si evince che ci si potrebbe stare anche il problema che gli alieni ci sono. I francesi li hanno pubblicati prima e ne hanno pubblicati più di 6.000 sul sito del CNES,
quindi non sul sito del giornale di Topolino. Questo spinge gli inglesi a pubblicarne 4.800, se non mi ricordo male. Perché? Cosa gliene frega agli inglesi? Subito dopo, 2 o 3 settimane dopo che i francesi pubblicano i loro 6.000 casi, leggete questi 6.000 casi, non c'è scritto una mazza dentro, c'è solo un file, una serie di cose inutili, non ci sono dati. È chiaro, vuoi che il governo francese pubblichi che ci sono gli alieni? Ma non ci pensa nemmeno. Pubblica una serie di cose per tenere buona l'opinione pubblica, ma per fare un'altra cosa, per dire all'Europa: guardate che quando verrà il momento, io sono quello che ha studiato gli UFO, io sono quello che sa chi sono gli alieni, io mi devo preoccupare degli alieni, io sarò l'interfaccia con gli alieni. Gli inglesi non vogliono e pubblicano 4.800 casi per far vedere che anche loro sono bravi. Gli italiani a ruota ne pubblicano una ventina di nuovi casi. In realtà, se voi andate sul sito dell'aeronautica militare, e ci sono qualche centinaio di casi pubblicati come file, cioè non c'è scritto niente. Il signor Tizio Caio Semproni quel giorno, essendo pilota dell'aeronautica militare, vedeva un UFO che gli passava sulla testa. Ecco, magari è dell'aeronautica militare e quindi ha una certa rilevanza, perché si può pensare che uno dell'aeronautica militare non è un pastore e magari sa che cos'è un UFO, un fulmine globulare, un'interferenza di elettromagnetica e così via. In realtà la situazione è la seguente, cioè, poi ci saranno anche gli spagnoli, i quali pubblicheranno anche loro a ruota una serie di casi, di dossier, per cui gli italiani, i francesi, gli spagnoli e gli inglesi, non i tedeschi, cercano di mettere la mano su quello che sarà l'istante in cui qualcuno in Europa dovrà occuparsi del problema. Vi ricordo che c'era un excursus storico antecedente, la faccio brevissimo. Ai tempi del deputato Di Rupo, si chiamava così, di origine italiana ma era belga, i belgi, siamo nel 1990 se non mi ricordo male, dopo il 90, chiedono alla Commissione europea di verificare se esiste la possibilità di costituire una commissione per lo studio dei fenomeni ufologici. Siccome in Italia c'erano alcuni parlamentari italiani che non avevano ancora grossi incarichi, si alza uno del allora PD e dice: me ne occupo io. Questo me ne occupo io era Tullio Regge, il professor Tullio Regge, che poi è l'inventore della meccanica, della fisica delle stringhe, quasi premio Nobel. Io e Pinotti, allora ero sempre nel CUN, andiamo a trovare Tullio Regge. Ci andiamo a Torino al Politecnico, Tullio Regge è sulla carrozzella, perché è invalido, e parliamo con lui. E Tullio Regge ci guarda e dice: ma voi chi siete? Che volete da me? Chi cazzo me ne frega a me? No, dice, noi abbiamo saputo che lei deve fare questa relazione al CERT, quindi alla Commissione Energia, Ricerca, Tecnologia dell'Europa Unita, e la volevamo avvisare di che cos'è un UFO, perché sennò lei va a parlare di cazzi. Lei non sa una sega sull'UFO. Ah, si dice lì. Allora mi ditemi. E noi gli abbiamo messo su un discorso, perché Pinotti stava zitto, un discorso su che cos'è un UFO. Abbiamo parlato delle prove e mi ricordo che lui mi disse: ma questa è una cosa interessante. Allora, sapete, al di là del fatto che dice che ci sono degli strani signori che sono del CISU, ma cos'è sto CISU? Che mi vengono sempre a rompere i coglioni, vogliono parlare con me, vogliono che io in qualche modo gli dia come dire, credibilità. Ma chi sono? Ma che voglio? Ma chi sono sti ragazzini? E lui mi disse: il CISU è un gruppo ufologico di Torino. Però il CISU d'altra parte diceva sempre: noi collaboriamo con Tullio Regge. Ecco come la realtà dei fatti era a me mostrata in modo diverso dallo stesso Tullio Regge. E gli dico: guarda, caro professore, se vuoi collaboriamo, perché te mi hai chiesto che vuoi collaborare te, io, a me di te non me ne frega niente già da allora. Ah sì, dice, però non ditelo a nessuno. E perché non lo dobbiamo dire a nessuno? Sapete, perché io sono del PD e sapete, se io dico che sono del PD, che collaboro con voi per il problema ufologico, anche se la cosa mi interessa, è disdicevole.
E io mi capii che la politica, al di là del PD, voglio dire, non avrebbe mai potuto interessarsi del problema ufologico, perché i politici hanno delle altre idee in testa. Il politico pensa a se stesso, pensa alla natura di quello che succederà oggi, domani, dopodomani, quindi ne fotte una mazza di quello che succederà tra un po' ai suoi figli. Quindi io me ne fregai, Pinotti poi avrà continuato le sue relazioni con questo Tullio Regge, a me non me ne frega niente. Mi sembrava una persona disdicevole, grande inventore della matematica delle stringhe, ma persona povera di spirito. Questo per dire, questa è la politica dell'Europa. Il Di Rupo, il quale aveva visto che noi avevamo preso come italiani attraverso Tullio Regge in mano la palla al balzo e che volevamo governare noi il problema ufologico, sarà lui che invece di appoggiare la relazione di Tullio Regge alla comunità europea, la affosserà votandogli contro, perché lui aveva perso la palla, aveva in qualche modo perso la palla che era venuta agli italiani, e quindi a lui non gli interessava più in qualche modo lavorare sugli UFO, perché il potere su questa cosa sarebbe passato agli italiani, e quindi lui stesso, promulgatore di questa operazione, la affossò. Tant'è vero che il povero Tullio Regge non gli fecero neanche leggere la relazione, la presero, la misero agli atti, poi probabilmente l'hanno strappata o ci si saranno puliti i culi. Questa è la situazione italiana, europea. Beh, io aggiungo poco, nel senso che anche se conosco abbastanza bene la storia dell'ufologia europea degli ultimi 30 anni, 35 anni, ho avuto contatti soprattutto con ufologi inglesi. Molti degli inglesi si sono orientati verso lo studio delle abductions, hanno avuto anche loro i loro bravi problemi per superare le pastoie delle organizzazioni ufologiche delle quali facevano parte. Devo dire che molti di loro si sono completamente svincolati, sono indipendenti, e per questo sono riusciti a portare qualcosa di buono. Gli inglesi hanno il problema della lingua inglese, ovvero sia parlano la stessa lingua degli americani, spesso non si capiscono con gli americani. Peraltro anche i francesi non si sono capiti con gli americani quando hanno fatto il progetto Cometa alcuni anni fa, che era un documento importantissimo a mio avviso per quanto riguardava la divulgazione della verità del fenomeno UFO a livello nazionale, francese e internazionale, laddove si faceva il punto della situazione dicendo che era un problema che atteneva completamente alla difesa. Infatti, quando Corrado per queste quasi 2 ore ha parlato, mi sembra strano che lui dimentichi il fatto che quando noi parliamo di UFO dovremmo parlare di difesa. Sì, ha parlato di Ustica, va bene, tutto quello che volete, ma in ogni caso perché c'è la segretezza? C'è la segretezza perché il problema attiene alla difesa, e siccome attiene alla difesa, e siccome questi entrano come diavolo gli pare nei cieli di qualunque paese dove loro vogliono far visita, stiamo parlando meramente di oggetti volanti non identificati, il problema diventa di sicurezza nazionale. Lo è in Italia, lo è in Inghilterra, lo è in Spagna, lo è in Francia, lo è ovunque nel mondo. La realtà è questa: non c'è stato mai ancora a tutt'oggi un avvistamento di massa che, al di là di quello di Phoenix del 1997, del marzo del 1997, non c'è mai stata una manifestazione a carattere ufologico che abbia comportato una intera città oppure tutta una popolazione con il naso all'insù, con la certezza che si trattasse di qualche cosa di alieno. Questo dovrebbe farci pensare che il problema quindi non è né di carattere europeo né di carattere americano né russo,
né cinese, ma è di carattere, ha una portata che è di carattere globale. Infatti ci poniamo quasi sempre l'interrogativo del quando loro si faranno vivi e su quale direttrice si porranno per farsi vivi platealmente, e torniamo al discorso dei contatti ad personam e dei contatti attraverso le abductions, che secondo me è l'argomento principe che dovremmo analizzare nel corso di questa nostra conversazione, per arrivare a capire per quale ragione il fenomeno UFO, che è interlacciato con quello dei contatti e delle abductions, adesso va visto e va studiato in una maniera diversa, che il ragionamento va portato su altri livelli, che non è soltanto quello della intelligence nel senso di servizi segreti, ma che è di intelligenza e di mente e di anima e di anche spirito e di coscienza, che sono gli argomenti che Corrado ha portato avanti attraverso la sua opera nell'arco degli ultimi anni, e nessuno infatti può discuterlo, il bene che lui ha fatto da questo punto di vista, soltanto che dobbiamo cominciare a vederla in maniera un po' diversa. E mi fermo qui per il momento. Allora, signori, io so che entrambi voi due siete un po' mattinieri e so che stiamo sforando con il nostro solito orario. Quasi sicuramente prenderò delle pacchine incredibili dalla redazione di Radio UFOcast, però se non vi dispiace vorrei sforare qualche minuto e chiedervi un'ultima domanda. Vi va bene a voi? Ah, perfetto, perfetto, per me io avrei solo cominciato a parlare. Lo so. Allora, ho fatto bene allora a rassicurare i nostri ascoltatori. Hanno detto che starebbero qui altre 2 ore, però io adesso vi pongo questa domanda in maniera molto aperta. Parliamo dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda i temi caldi dell'ufologia e delle abduzioni e le rivelazioni, se vogliamo dire anche così. Visto che molti cominciano a interessarsi di questi temi, spesso cominciano da proprio questi nomi che vi dirò adesso, che sono Hopkins, Jacobs, John Mack. Vorrei sapere come voi li vedete, che cosa ne pensate, se li avete conosciuti o come li conoscete attraverso le pubblicazioni che hanno fatto. Se volete potete mettere anche in questa lista che vi ho fatto, cioè Hopkins, Jacobs e John Mack, potete mettere anche David Icke e Travis Walton, che fra l'altro so che ha conosciuto Maurizio. Maurizio, potresti iniziare direttamente tu. Allora, comincio con Travis, che è il più famoso addotto del mondo. La sua esperienza è inoppugnabile, in quanto supportata da 5 testimonianze oculari che non sono mai state messe in discussione, anche se sottoposte al vaglio della polizia e dei vari meccanismi di investigazione che determinarono che il caso era reale. Walton quindi è un addotto, gli altri che tu hai menzionato sono dei ricercatori. Il distinguo fra la persona che vive l'esperienza e i ricercatori è netto. I ricercatori, fin quando stanno lì, che non hanno mai visto un UFO in vita loro, oppure non hanno mai avuto la possibilità di interagire con degli esseri che comunque sia sono entrati in contatto con queste persone, sono meramente dei ricercatori un po' troppo da tavolino. Io ritengo che prima si debba far parlare appunto i testimoni, come nel caso di Walton, e poi di far parlare i vari Jacobs, Mack, che non può più parlare ovviamente perché è morto mi pare 4 anni fa o 5 anni fa, e quindi di dare la possibilità, che è poi quello che io ho sempre cercato di fare, dare la possibilità ai testimoni di raccontare le loro esperienze. Ci siamo posti 1000 volte il problema anche con Corrado, ma gli addotti possono andare in trasmissione, in televisione? Ma è ovvio che sì, è ovvio anche che no, dipende dalla loro coscienza, dipende dal livello di paura che l'esperienza ha comportato per loro. Siccome sappiamo tutti che si tratta di un
fenomeno che crea una sindrome post-traumatica, uno stress notevole, sappiamo che bisogna prima operare sullo studio psicologico di questi individui per capire che cosa hanno vissuto, poi verificare se è possibile rimuovere questa non patina ma pesante coltre di stress post-traumatico che loro hanno vissuto, per identificare chiarissimamente di che esperienza si è trattato, per poi arrivare nel dialogo con queste persone a capire come la vedono e che cosa vogliono ottenere attraverso lo studio assieme a noi di quello che loro hanno vissuto, perché non possono continuare a vivere sempre con lo stesso livello di paura di quello che loro hanno vissuto, e che basterebbe forse aiutarli un po' a capire che cosa gli sta accadendo. Io parlo in questo momento per un attimo da addotto e concludo. Nel momento in cui queste persone sono venute a visitarmi, io non ho capito che cosa stava succedendo. Ho vissuto il trauma, non è stato pesante per me, sono stato un privilegiato, per molti anni ho superato tranquillamente questa fase traumatica e poi sono arrivato alla conclusione che anche se c'è stato un trauma, questi avranno avuto le loro ragioni, ma io chi diavolo sono per ergermi a giudice del comportamento di esseri che non fanno parte della mia esistenza? Io semmai posso giudicare, se voglio essere veramente mediocre, giudicare il comportamento di altri uomini, ma sicuramente non di alieni che ad oggi, a tutt'oggi, io conosco nel bene e nel male e anche come neutrali, ma che mi attendo comunque di poter incontrare e di poter verificare con loro, se avrò la possibilità, che cosa io posso fare per loro, perché fino a quando noi avremo costantemente la paura del contatto con gli alieni, avremo sempre la paura di vivere ogni giorno che noi viviamo, perché abbiamo paura di noi stessi, e Corrado sa benissimo che prima si arriva a capire chi siamo noi stessi attraverso la sofferenza, che ti porta a capire che anche attraverso il dolore coscienziale più profondo chi siamo noi, anche alchemico se mi passi questo termine, e poi possiamo dialogare anche con gli alieni. Dunque, allora, riparto da questi personaggi. L'unico che non ho conosciuto direttamente mi sembra che sia John Mack. Non l'ho mai visto di persona, gli altri sì li ho conosciuti per un breve periodo di tempo, magari ci siamo stretti la mano, ci siamo scambiati un'occhiata, abbiamo scambiato qualche battuta e poi li conosco per i libri che hanno scritto. Dire scambiato qualche battuta non vuol dire che ci sia stata una conoscenza superficiale, vuol dire che io li ho guardati dentro, o almeno ho creduto di poterlo fare, per quanto possa essere io capace di fare questo. E così mi sono apparse delle persone molto particolari. Travis Walton è un omone alto alto, con gli occhi chiari chiari, accompagnato dalla moglie, che sembra che accompagna un cagnone grande grande, che non sa dove andare. E Travis Walton ti guarda in faccia, e gli occhi suoi vanno oltre. Cioè, non ti sta guardando, non guarda più nulla Travis Walton. È fulminato Travis Walton. E gli fai: quanti sono questi? 5, 3, 2? Travis Walton ti guarda e non ha un minimo di espressione. Questa è l'impressione che ho avuto da Travis Walton, cioè una persona che ha subito questa adduzione, che è una delle 6.000 che si sarà ricordato, perché Travis Walton non è mai capitato nelle mie mani, se no io gli facevo ricordare quando era nella pancia della mamma, quando lo venivano a prendere, e lui pensa, probabilmente non ce l'ha mai detto, ma io in realtà credo che lui sappia che le cose sono molto più complesse di quelle che sono state descritte nel suo film, anzi lui voleva trovare dei soldi per fare un remake del film, ma Travis Walton mi dice anche che ci sono delle cose che lui ha detto subito e delle cose che non può più dire, perché la CIA gli ha detto: se le dici ti facciamo il figlio. E quindi lui sta buono, tranquillo, come un cagnone, un bravo cagnone che è accompagnato dalla moglie.
Gli altri, John Mack ha il problema che quando scrive un libro chiede all'addotto in ipnosi: ma perché ti hanno preso? Lui, l'addotto in ipnosi, si inventa una storia. Io non gli chiedo all'addotto perché ti hanno preso, io gli chiedo come si apre la porta, di che colore è la maniglia, che odore c'è nella stanza. Questo perché? Perché John Mack è uno psichiatra americano che ha subito tutto il peso della New Age americana. Io sono uno che ha studiato fisica e chimica, quantistica, e che quindi ragiona in un modo completamente diverso. Quindi John Mack si chiede, perché ha il bisogno di chiedersi: ma perché questi vengono qui a prenderci? Forse è un problema di dualismo: noi siamo buoni, noi siamo cattivi, loro sono i nostri creatori, loro sono i nostri castigatori, Io mi chiedo tutta un'altra cosa quando leggo il libro di John Mack, e mi chiedo, ma l'addotto si è accorto che gli stanno facendo il culo? Ecco, cioè è una questione completamente differente. Così come quell'altro docente della Temple University che ha scritto un libro, io ho anche una sua dedica su un suo libro che mi ha regalato quando ci siamo incontrati. Nel suo capitolo, in fondo, uno degli ultimi capitoli che scrive, The Treat, l'agenda aliena praticamente, sarebbe legata al fatto che questi alieni vengono da una progettualità su di noi che non si riesce a capire, e in uno degli ultimi capitoli di questo libro lui parla delle violenze che le donne addotte subiscono in ambiente alieno. E lui pensa, e lì lo scrive, che gli alieni veramente violentino le donne. Non è vero, non c'entra niente, è una cosa veramente all'americana. Cioè lui non ha capito che la donna, quando viene addotta, subisce una serie di cose per cui è bloccata, qualcuno fa qualcosa ai suoi genitali contro la sua volontà e lei pensa che sia stata violentata, lo pensa inconsciamente, ma non è così, è una violenza diversa, non ha niente a che fare con la sessualità. L'alieno che ti tocca, te all'alieno mi fai schifo, perché è come se io cercassi di avere un rapporto sessuale con un ragno femmina, fa schifo. Ecco, lui è rimasto di quell'idea lì. Sono passati tanti anni, sapete come sono gli americani? Gli americani sono un po' come i francesi hanno i blouson noir, cioè questi signori che con il giubbotto nero fanno gli schiamazzi durante la notte, li chiamano i blouson noir dal 1920, sempre blouson noir sono. Te vai a Broadway, vedi sempre le stesse opere ripetute nei teatri americani da 50 anni, 100 anni, e loro ci ridono sempre alle stesse battute. Noi andiamo avanti, noi siamo europei, la cultura è un'altra cosa da noi. La ufologia di questi personaggi viene portata avanti. Invece il personaggio che era importantissimo era Bud Hopkins. Bud Hopkins aveva una caratteristica fondamentale: era un artista, era un pittore, era uno che aveva coscienza di sé e ha cominciato a capire che questo fenomeno era importante e lo ha studiato, non come uno psichiatra, come potrei averlo studiato io, cioè come chimico. Lui lo ha studiato come pittore. E quindi abbiamo, io e Hopkins, seguito dei percorsi estremamente uguali, analoghi in tutto e per tutto. Io mi ritrovo in tutto quello che dice Hopkins, mi ci ritrovo. Hopkins ha spianato la mia strada, è stato il faro della mia ricerca. Poi lui, poverino, ora si è fermato perché è vecchio, è anziano e sta per morire, perché poverino non la vogliamo a nessuno, ma lui è molto malato. E io, finché non mi ammazza nessuno, rimango io. Però questi personaggi gli dobbiamo dare un merito. Grandi personaggi che hanno cominciato a scoprire le cose, che hanno aperto la strada alla ricerca, e su questo sono sicuramente d'accordo con Maurizio. Però non dimentichiamoci che loro si sono fermati e io, o vi piace o non vi piace, sono andato avanti. Sarà possibile, Caruso, sarà possibile fare un incontro con Corrado prossimamente, partendo da dove ci stiamo fermando adesso? Guarda Maurizio, mi hai bruciato delle cose che avrei detto io, ma mi fa molto piacere. Io vi lascio liberi, ci sentiremo via mail come al solito. La redazione sapete che è molto aperta alle varie ed eventuali, quindi ci sentiremo e lo organizzeremo molto ben volentieri. Vi devo anticipare
che ci sono stati tantissimi commenti di apprezzamento da parte dei nostri, dei vostri ascoltatori, e questo mi fa sperare appunto che staremo ancora insieme, perché no, insomma è bello vedere le cose da punti di vista diversi, e soprattutto insomma, a differenza di quello che, vi ripeto, è stato scritto o detto, che voi siete nemici mortali, vengono invece fuori due personalità sobrie che, anche se certe volte non sono perfettamente d'accordo, riescono comunque a trovare un equilibrio nella persona, e questo è molto bello. Mi sento di dire sì, insomma, spero di sì. No, sicuramente sì. Sicuramente sì. Vedete, non è importante essere d'accordo o essere in disaccordo, è importante che io pensi che Maurizio sia una persona che dentro di sé comunque ha un comportamento onesto, cosa che invece non riconosco in altri personaggi del Centro Ufologico Nazionale, che la pensano diversamente da me, ma in realtà non la pensano diversamente da me, non pensano niente. Allora è diverso il rapporto che io posso avere con Maurizio o con qualcun altro. L'importante, Corrado Caruso, l'importante è il rispetto reciproco, che è il fondamento. Io praticamente rispetto tutti i ricercatori del mondo, e quindi siccome ancora non ho trovato il bandolo della matassa, ma piano piano insomma ci si va verso una soluzione perlomeno preliminare del problema, io dico che di nuovo rinnovo un doppio discorso, il fatto di potermi rincontrare con Corrado in questa trasmissione, e poi non so se è una sfida, un challenge, oppure comunque la vogliate vedere, ma io credo che sarebbe giusto che ci sia un portavoce, chiunque gli sia, del Centro Ufologico Nazionale, che partecipi ad un prossimo incontro. Io potrei dire, a me non me ne frega niente, però potrei dire che non ha senso che noi si stia ancora qui nel 2010, 2011, 2012 a parlare con qualcosa che non esiste più, con il cadavere del Centro Ufologico Nazionale. Credo che in Italia non interessa a nessuno proprio cosa dice il Centro Ufologico Nazionale. Allora, sentite, visto che siamo in chiusura, vi chiedo velocemente a tutte e due, gli argomenti sono tantissimi, dei più disparati, lo sappiamo che nell'argomento ufologia e le abduction c'entrano di mezzo tantissimi altri argomenti, non solo ipnosi, PNL, fisica quantistica, ma anche la politica, la società, la cultura. Allora, se doveste consigliare, voi due, alcuni libri o video o file o interviste dai quali iniziare questo percorso di coscienza sull'argomento appunto ufologia e abduction, cosa consigliereste? Io sto lavorando all'edizione italiana del libro di Mary Rodwell che si chiama The Awakening, che è il risveglio. Conto di pubblicarlo qui in Italia se riuscirò a farcela. È una ricercatrice australiana che secondo me è andata molto avanti, alcune delle sue conclusioni collimano con quelle di Corrado, molte altre no. Comunque ha una grandissima esperienza, 1600 addotti, e soltanto che il suo libro appunto è disponibile soltanto su internet in edizione originale. Il mio di libro non lo consiglio all'addotto tipo, lo consiglio semplicemente a qualcuno. Il mio libro si chiama Gli alieni mi hanno salvato la vita, lo consiglio semplicemente per leggere qualcosa che è del tutto inusuale rispetto all'ufologia contemporanea. Storicamente cercare di forse il libro di Stan Romanek, che è uscito da poco, potrebbe dare anche delle indicazioni abbastanza valide, parlando di abductions. Poi mi può venire in mente ovviamente qualunque dei libri scritti sia da John Mack che da Bud Hopkins, e infine, per quanto riguarda il settore video, ma non perché lo abbia realizzato io in passato, ma secondo me, almeno per quanto riguarda il problema del cover up,
e della situazione ufologica internazionale. Dunque, i video realizzati da James Fox sono i migliori mai usciti. Pensa te, magari adesso è un po' tardi, non mi viene in mente neanche come si chiama il video che io ho fatto con l'edizione italiana di James Fox 3 anni fa. In ogni caso basta digitare James Fox, così come basta entrare nella mia pagina di Facebook per avere informazioni dirette rispetto a quello che io sto facendo adesso. Ecco, io no, tutta un'altra cosa. Scusa, si chiama Out of the Blue, adesso me lo sono ricordato. Ok, sì. Carla Turner, il libro che parla di addotti al femminile, cioè tutte donne addotte. Dico questo perché ad anni dalla scomparsa di Carla Turner, che ha scritto un libro incredibile sulle testimonianze delle donne addotte, io devo dire che questo libro oggi può essere una pietra miliare, perché fa capire alla donna addotta che cosa gli sta succedendo, perché va detto che l'80% delle persone che si rivolgono a me sono donne. Ci sarà un motivo, il motivo noi lo sappiamo, perché la parte femminile è legata alla parte animica molto di più che non alla parte maschile, e quindi sono le donne che si trovano nel problema molto più che il maschio, e ne soffrono in modo molto più invasivamente parlando che non il maschio. Carla Turner è una pietra miliare, non è stata ancora imitata da nessuno. Verissimo. Ok, siamo arrivati in fondo al nostro percorso e non mi resta altro che salutarvi, ma soprattutto davvero ringraziarvi, anche se sappiamo che ne avreste da parlare per 300 ore, ma abbiamo detto che ce ne sarà l'opportunità. Io soprattutto spero che siate stati bene con noi qui alla radio, quindi davvero grazie mille di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie Corrado. Allora vi do la buonasera a tutte e due e un abbraccio forte a nome di tutta la redazione di Radio UFOcast. Buonanotte. Allora, buonanotte a tutti. Bene cari ascoltatori, siamo arrivati anche stasera in fondo a questo percorso. Noi speriamo che vi siate divertiti e vi siate incuriositi trattando questi temi. Come al solito la curiosità è molto importante, spinge a cose anche positive. Vi ricordo che altro materiale su Corrado Malanga lo potrete trovare sul sito www.ufomachine.org, e invece per quanto riguarda il materiale di Maurizio Baiata lo potete trovare sulla sua pagina di Facebook, e comunque vi assicuro che digitando il suo nome e cognome su Google potete trovare veramente di tutto. Ha fatto un sacco di cose Maurizio. Per quanto riguarda l'ascolto delle nostre puntate di Radio UFOcast potete andare liberamente sul nostro sito ufficiale, che è http://ufocast.ufomachine.org. ve lo ripeto, ufocast.ufomachine.org. alla sezione archivio ci andate e ci sono tutte le nostre puntate, e ricordatevi di lasciarci i vostri commenti e le vostre domande, che sono sempre gradite. Voglio adesso salutare e ringraziare tutta la redazione, e quindi Michele alla parte tecnica, Mira, Tiziana e Max. Ovviamente un ringraziamento grandissimo va a voi radioascoltatori che ci supportate e ci lasciate dei commenti splendidi e state con noi anche facendo tardi venerdì sera, e anche se sforiamo, quindi grazie mille davvero. Vi comunico che per le prossime 2 puntate io passerò il testimone come presentatore, ma tranquilli che i miei colleghi saranno altrettanto bravi, se non molto di più bravi che di me, a intrattenervi con dei temi assai intriganti. E ora, da Caruso Colzi e dalla redazione di Radio UFOcast, una buona seratona a tutti.